Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 5 giugno, pronti per la nostra rassegna stampa che durerà fino alle 8, andando a leggere le notizie dal quotidiano Il Piccolo. Vedremo anche la prima pagina del Corriere della Sera tra poco per sfogliare quelli che sono i titoli nazionali delle testate del paese, poi vedremo nel dettaglio meglio il Piccolo di oggi. Intanto la pagina meteo: la regione sarà interessata da correnti umide meridionali fino a lunedì pomeriggio, in seguito alla presenza di aria fresca in quota e di masse d'aria abbastanza umide nei bassi strati favoriranno condizioni di moderata instabilità. Per oggi al mattino cielo da nuvoloso a coperto, in giornata nuvolosità variabile, saranno probabili piogge sparse intermittenti e anche abbondanti, rovesci o temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata. Sulla costa vento da est o sud-est moderato al mattino, poi in calo, qualche temporale localmente potrebbe anche essere forte. Temperature minime fra i 16 e i 19 gradi, massime fra i 20 e i 22 gradi centigradi. Per domani, martedì 6 giugno, tempo ancora incerto, con nuvolosità variabile, probabilmente un po' più soleggiato sulla bassa pianura e la costa. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi, specie al pomeriggio e sera. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte, anche per domani. Come per oggi, le temperature previste fra le minime fra i 16 e i 19 gradi, le massime fra i 20 e i 22 gradi centigradi. Bisognerà probabilmente aspettare mercoledì o al più giovedì per avere una condizione di cielo maggiormente sereno, sebbene temporali sparsi potranno lambire alcuni tratti della regione anche nei prossimi giorni. Andiamo a leggere il Piccolo di oggi, la prima pagina, anzi partiamo dal Corriere della Sera. Così vediamo i titoli nazionali in primo piano, poi vedremo il Piccolo con maggiore calma. PNRR, la trattativa su una clausola per salvare i fondi, l'ipotesi di dirottarli sull'efficienza energetica, dice Tajani, la Commissione europea non si schieri. Berlusconi spinge sul centrodestra europeo il no di Salvini. Questo è uno dei titoli principali di oggi del Corriere. Dall'altra parte l'attacco di gruppi russi filo-ucraini nel fronte interno, le incursioni, i prigionieri, la battaglia al Belgorod, America e Cina, se viene evocata la guerra, scrive Guido Santevecchi nell'articolo che qui spazia fra commento e racconto della guerra in Ucraina. Pensare scenari di tregua, scrive Paolo Valentino, armi e diplomazia, sempre in merito al conflitto nell'est dell'Europa. Oggi la giornata mondiale, il Corriere verde per l'ambiente. Lo vedete da questa impaginazione, oggi il Corriere della Sera ha questa prima pagina, questa sua colorazione di verde per la giornata mondiale dell'ambiente. Il saluto a San Siro, Ibrahimovic, le lacrime di un campione. Ieri l'ultima partita di Ibrahimovic con il Milan e con il calcio giocato, lui che ha annunciato il ritiro. Ieri ci sono state le lacrime del giocatore svedese che non ha saputo trattenere la commozione nel vedere il tributo che lo stadio ha a lui riservato per questa ultima partita in rossonero e fondamentalmente la sua ultima partita da calciatore professionista. Io in cella, mia figlia volevano dei nonni, Eva Kaili racconta la sua verità. A 44 anni, europarlamentare, finita in carcere per il Qatargate. Questo lo dice lei stessa proprio dalla carcere, racconta la sua situazione dopo tutto lo scandalo attorno al Qatargate. Alessandro faceva paura, dissi a Giulia dormi da me, il femminicidio, i verbali della 23enne fidanzata con il killer, continuano le ricostruzioni a seguito degli interrogatori su questo omicidio che sta facendo parlare, talvolta si può anche dire forse troppo rispetto a quanto accaduto. È ovviamente un dramma deprecabile la morte della giovane Giulia incinta di 7 mesi. La sostituzione etnica della nostra storia, scrive Milena Gabanelli assieme a Giuseppe Sarcina nello spazio Data Room, sempre col Corriere. Educazione duale, scrive invece Alessandro D'Avenia
nella rubrica Ultimo Banco, a pagina 35, poi l'approfondimento del caso. Andiamo sul piccolo, giornata mondiale per l'ambiente, l'appello di Soldini, eccolo qui a pagina 2 e 3, tra poco lo vedremo, quello che è il suo appello per la giornata mondiale dell'ambiente. L'aggressione all'Ucraina, nuovi raid russi a Belgorod, sfollati oltre 4.000 civili. La guida dell'Alleanza Atlantica, una donna in pole per la NATO, e la premier danese Frederiksen, qui in foto accanto all'articolo che vi abbiamo appena, il titolo dell'articolo abbiamo appena letto, il titolo che apre l'edizione del piccolo di oggi su quelli che sono gli argomenti del territorio. È sul turismo, in aumento, parcheggi esauriti nel fine settimana, fenomeno in città, dal Molo Quarto al Park San Giusto, stalli ormai introvabili, salgono i prezzi per le soste giornaliere, oltre 20 euro, e quindi il punto sul turismo in città, pagina 16, che fra qualche minuto andremo a vedere nel dettaglio. Senza candidati, 120.000 posti per la transizione ecologica, Banca Italia, senza migranti sarà difficile, completato il PNRR per Banca Italia resteranno scoperti 120.000 posti. Poi la polemica, Corte dei Conti, oggi la stretta, il centrodestra attacca Melillo, la discussa norma sulla Corte dei Conti arriva oggi in Parlamento. Andando a vedere le notizie però della cronaca locale, Giallo Resinovic, oggi il giudice decide sull'archiviazione. Noi avremo il collegamento in mattinata con Gianluca Paladin, che si troverà fuori dal tribunale proprio per darci gli aggiornamenti del caso sulla vicenda legata alla richiesta di archiviazione sul caso Resinovic, che però è stata poi diciamo impugnata, non è termine esatto, ma per rendere l'idea, da chi invece chiede che vengano fatte ulteriori indagini, ulteriori approfondimenti, perché non convinto del suicidio della donna, ma della mano di qualcun altro attorno al giallo sulla sua morte. Visite entro 10 giorni, tempi non rispettati per un esame su 3, un altro articolo che vedremo fra poco alle pagine 8 e 9 nello spazio dedicato alle notizie della sanità regionale, che oggi Diego D'Amelio spiega, come detto, all'interno del quotidiano. Niente alcol e bikini, multe a Spalato, la storia raccontata a pagina 14, torte esaurite, il Sacher chiude. A pagina 17 vedremo questo dettaglio che riguarda il nuovo locale Sacher, che è stato preso d'assalto già dal primo giorno, file fuori dal negozio in via Dante per poter vedere il locale, per poter mangiare una Sacher o anche solo bere un caffè, ma in un posto nuovo e suggestivo, lo vedremo dopo. Hanno fatto un po' di rumore anche le parole del sindaco di Piazza, che a una domanda della testata online Trieste Caffè rispetto al prezzo della torta ha anche risposto in maniera un po' piccata: chi vuole se la compra, chi no se no resti fuori a guardare la vetrina. Fondamentalmente questo è il suo concetto, che lo andiamo a risentire, guarda, proprio adesso. È un grande orgoglio, perché è il primo negozio che viene via da Vienna, per cui Trieste mi fa molto piacere, c'era piena di gente, e poi è sempre bello mangiare una fetta di torta Sacher. E sulle polemiche riguardo i prezzi della fetta singola? Ma insomma basta polemica, io sono un ottimista, insomma se hai i soldi vai, se no guardi. Il sindaco, che è stato piuttosto sintetico ed emblematico rispetto alla scelta o meno di mangiarsi la torta oppure di virare su altro, perché magari non attirato dal prezzo della stessa Sacher. La difesa della terra, lo vediamo alla pagina 2 del piccolo, con questa tartaruga marina che però sta masticando un rifiuto che non fa propriamente parte dell'ecosistema proprio in cui vive, e quindi la giornata dell'ambiente, allarme microplastiche nel Golfo e nella Bora. Ogni settimana un adulto ingerisce circa 5 grammi di particelle pericolose, l'equivalente di una carta di credito. Gli scienziati triestini dicono che il pianeta sta soffocando. Sono molte le prese di posizione da parte di docenti, scienziati e professionisti del settore che lanciano l'allarme
La conduttrice TV, riduciamo l'acquisto di bottiglie, anche dunque Margherita Granbassi, ex schermitrice azzurra, da anni è molto sensibile all'ecologia, utilizzare mezzi di trasporto non inquinanti, ridurre al minimo l'acquisto di bottiglie di plastica ed effettuare la raccolta differenziata sono piccoli, grandi comportamenti necessari per cercare di lasciare un mondo migliore ai nostri figli, dice Granbassi, mandando questo suo messaggio anche attraverso i programmi televisivi che conduce. Anche lo chef Maradona Youssef, che organizza la sua cucina in modo ecosostenibile, ridurre la plastica a partire dai fornelli, frutta e verdura in cassette di legno, dice lo chef riguardo al suo metodo di preparazione e di lavoro in cucina. Calcoliamo i nostri consumi. Quando affronta il problema della plastica con i suoi studenti, Dario Gasparo, insegnante, parte spesso dalla visione del Corto Midway, un'isoletta nel Pacifico a più di 3.000 km dalla terraferma, tanto remota da essere stata scoperta solo 150 anni fa, eppur così ricoperta da plastica che gli albatros sono fotografati moribondi e con gli stomaci pieni di tappi e cotton fioc. Lo shock iniziale dei giovani viene accompagnato a ciò che possiamo e dobbiamo fare risultando, riusando, recuperando e riciclando. Un esempio: elaboriamo queste statistiche sul nostro consumo di acqua in bottiglia calcolando quanto potremmo risparmiare se bevessimo la cosiddetta acqua del sindaco, quella del rubinetto. L'anno prossimo realizzeremo un cortometraggio sull'uso e l'abuso della plastica. In poco più di un secolo di vita proprio la plastica ha sconvolto il pianeta, tanto che in Italia un cittadino ne produce più di 70 kg. Questo dice l'insegnante, che proprio attraverso la sua attività cerca di divulgare le buone pratiche anche nei confronti degli studenti. L'OGS nel team di ricerca mappa sotto il ghiacciaio nella calotta antartica, intanto proseguono le esplorazioni dei mari più remoti anche con l'equipe triestina. Ho visto isole di rifiuti nel Pacifico come in Cina, serve un cambio di rotta o ci autoelimineremo. Le parole sono di Soldini, che in questo caso, girando per il mondo, ha visto veramente i danni delle isole di plastica. Adesso torneremo su questi argomenti tra poco, dopo il collegamento con la sala operativa della polizia locale, che ci attende per gli aggiornamenti della nottata e le segnalazioni di quest'oggi. Buongiorno. Sì, buongiorno Guglielmo e tutti i telespettatori. Buongiorno De Grassi. Buongiorno di nuovo. Iniziamo a dire che la notte, per quanto ci riguarda, almeno è trascorsa senza particolari problemi. Devo segnalare, abbiamo in segnalazione, ci hanno chiamato per un investimento di pedone in strada di Fiume 44, ripeto, strada di Fiume 44, stiamo andando, il nostro ufficio infortunistica sta partendo ora e non vi so ancora dire se sono cose gravi o no. Okay. Per il resto segnalato in varie località, tra cui Piazza Garibaldi, Ghega Roma e anche nell'abitato di Oppicina, spegnimento di semafori, abbiamo avvisato la CEGA, speriamo di risolvere in tempo breve il problema. Ovviamente, come tutti possono vedere, sta piovendo, un tempo inclemente, soprattutto essendo giugno. Come sempre predico attenzione alla guida quando l'asfalto è bagnato. Al momento, ripeto, non abbiamo altri particolari interventi, il traffico in centro città, da quello che vedo dalle telecamere, è tranquillo, speriamo che questo investimento non sia niente di grave e eventualmente ci risentiamo. Bene, grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. Parimenti a tutti voi. Grazie. Questo per il collegamento, sperando che l'investimento non sia cosa grave, poi ne avremo magari conto nel corso della mattinata. Continuiamo con le notizie del piccolo, ma cambiamo decisamente argomento. Il centrodestra attacca Melillo, l'antimafia sta con la sinistra. Oggi stretta sulla Corte dei Conti, arriva alla Camera la norma che riduce i poteri assegnati ai magistrati contabili. Fratelli d'Italia e Forza Italia dicono questo è un provvedimento che serve al Paese. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia ed ex ministro nei governi presieduti da Silvio Berlusconi, dice l'antimafia si conferma una fucina per le Camere politiche, è già successo con Grasso. Roberti
e Cafiero De Rao, i magistrati pensino a fare il loro mestiere. Le parole di Gasparri. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle pronti alle barricate in aula, e gli Schlein sono ossessionati da chi controlla, ma le opposizioni si spaccano sul provvedimento. Calenda lo appoggia, lo avrei fatto io, nessun fascismo, lo dice Calenda. Poi c'è un cortocircuito mediatico, serve disciplinare in modo chiaro. L'intervista al presidente dell'anticorruzione Giuseppe Busia: il paese non può permettersi un fallimento sul recovery, trasparenza e chiarezza sono prioritari, i funzionari devono sapere cosa possono fare. Qui il riassunto numerico nella Corte dei Conti, organo di rilievo costituzionale con funzioni di controllo e giurisdizionali, in base agli articoli 100 e 103 della Costituzione, partito dal 1947. L'organizzazione prevede sezioni giurisdizionali e sezioni di controllo sia a livello centrale che territoriale. Gli impiegati sono 2.672, questo nello schema che stiamo leggendo. Presso 16 regioni sono presenti la sezione giurisdizionale e la sezione di controllo quali organi territoriali di giurisdizione contabile, nonché la procura regionale. Vi sono poi regioni con una configurazione autonoma, tutte a statuto speciale: il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Sicilia, le 4 regioni qui elencate. Le sezioni di controllo verifica la legittimità degli atti e l'efficienza, efficacia, economicità. La sezione si articola in 4 collegi. L'attuale presidente è Guido Carlino, in carica dal 15 settembre del 2020. Questo per riassumere la Corte dei Conti su numeri e funzioni a essa attribuita. E alla fine se la presero con la Corte dei Conti, scrive Alessandro De Angelis nello Spigolo, come a commentare che sebbene la politica poi faccia le scelte su nomine e su funzioni, poi alla fine ce la si prende con lo stesso organo oggetto delle riflessioni. Baricentri europei e autolesionismi, invece, scrive Roberto Weber oggi in questo articolo, a cui segue poi l'eterno dilemma del banchiere centrale a firma di Francesco Morosini sui temi di economia e attualità. PNRR, mancano i migranti, per la transizione energetica servono occupati, secondo Banca d'Italia ci sono 120.000 posti che non saranno creati per carenza di personale. Palazzo Koch, da Palazzo Koch viene detto: flussi di stranieri sono insufficienti per quella che è la necessità di manodopera. In questo caso la fotografia dice: sulle costruzioni la domanda di lavoro in progetti verdi generata dai fondi PNRR è quella che vede una maggior quota di nuova occupazione, con un'incidenza rispetto all'occupazione del 2019 crescente nel tempo. Poi le altre attività di supporto, la programmazione informatica, la ricerca e lo sviluppo, la fabbricazione di mezzi di trasporto e l'installazione degli impianti elettrici sono i settori con la domanda di lavoro nei nuovi progetti stanziati, poi cui fondi stanziati del PNRR servono proprio per lo sviluppo, ma attraverso il quale viene detto mancano ancora molte risorse umane. Gli investimenti del recovery possono generare in totale 375.000 posti. Qui lo vediamo dallo schema. Cambiamo argomento nuovamente, siamo alla sanità. Prestazioni sanitarie erogate nei tempi corretti in area Asugi. Il titolo ci spiega meglio: visita entro 10 giorni, tempi non rispettati per un paziente su 3. Il dato riferito ai reparti e ambulatori della Asugi, quindi stiamo parlando dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, nonché per far capire meglio l'azienda sanitaria che si occupa di Trieste e Gorizia come ex province, e questo dato è migliore nell'ambito della regione. In Friuli rientra negli standard il 50% delle prestazioni, a Pordenone solo il 39%. Considerando la categoria differibili, le percentuali cambiano e le performance tra aziende si avvicinano. Il quadro varia a seconda delle diverse specialità. Un esame cardiologico con priorità B rientra nei parametri 2 volte su 3. La pneumologia non brilla,
40% delle priorità B rispettate, viaggiano al 55% le gastroscopie, più puntuali le colonscopie, con una percentuale più alta fra richiesta di prestazione nei tempi stabiliti e effettiva prestazione in questo tempo. Piano di recupero fra incentivi al personale e più fondi al privato, l'assessore Riccardi è al lavoro su un progetto straordinario con un'ipotesi di doppio intervento. Il limite sta negli strumenti a disposizione, lo ha detto anche più volte, soprattutto in merito all'assenza di risorse umane, quindi di personale in sanità, però è proprio il piano organizzativo che anche Riccardi dice va rivisto e efficientato. Pagina estera, l'invasione dell'Ucraina, Belgorod, russi in fuga, nuove incursioni dei partigiani, raid con droni, 4.000 sfollati, sul fronte interno è il panico, centinaia di arresti in Russia durante le manifestazioni per la liberazione di Navalny. Qui dopo i raid e le incursioni dei partigiani russi la popolazione è stata invitata a lasciare l'area temporaneamente. Qui gli attacchi in territorio russo con questa mappa dell'Ucraina al confine proprio con la Russia, i territori già sotto il controllo russo prima della guerra sono quelli che sono evidenziati a righe, sono fondamentalmente la parte della Crimea e del Donetsk, poi i territori occupati dai russi con la città di Kherson che è il punto di snodo fra quelli invece che è il territorio riconquistato dagli ucraini nel corso di questa guerra, e poi gli scontri significativi nelle ultime ore sono i punti con il cerchio che vedono bombardamenti e attacchi via terra da parte delle truppe della milizia. Nuovo attacco contro i civili a Dnipro, morta tra le macerie una bimba di 2 anni, altri 3 bambini sono in condizioni critiche, 22 feriti dell'ultimo raid sulla città, continuano a morire civili per una guerra atroce che non cenna a smettere di preoccupare soprattutto chi di questa guerra è solo che vittima. La NATO è donna, favorita alla guida, la premier danese Frederiksen oggi a Washington incontra Biden, gli Stati Uniti vogliono un nome per l'alleanza al vertice di Vilnius di luglio, il rivale è Wallace. Frederiksen, 45 anni, è premier danese dal giugno del 2019 ed è il volto che potrebbe ricoprire il ruolo di vertice della NATO con gli Stati Uniti che incontreranno presto la donna in virtù del colloquio del bilaterale con Biden. La cronaca, il dramma dei femminicidi. Alessandro mi faceva paura, la testimonianza dell'altra donna che frequentava l'assassino, mi ha chiamata dopo l'omicidio, disse che Giulia era da un'amica. Qui le chat con i messaggi che si sono scambiati i due, ovvero Giulia e l'ex compagno. Il paese prega ma non perdona, volevi amore, hai trovato morte. La comunità di Senago ricorda la 29enne, il parroco parla di atto disumano in questo momento di preghiera a Senago per ricordare Giulia Tramontano con la chiesa affollatissima, soprattutto di tanti giovani. Matteo Piantedosi, potenziare la prevenzione, in Parlamento ascolteremo tutti, il Ministro dell'Interno dice stiamo studiando un intervento da portare in Consiglio dei Ministri. L'uso del braccialetto elettronico va potenziato, ma reprimere non basta. Sul caso dei femminicidi parla il Ministro, un tema più ampio riguarda la formazione che deve partire dai primi anni di scuola. Chi calpesta la dignità di una donna vive un senso di impunità, serve un progetto culturale. Sono le parole del Ministro qui intervistato e la cui sintesi di contenuto è stata poi ribadita negli spazi di questo articolo messi in evidenza. Scriviamo insieme un patto contro la violenza di genere e la lettera che vuole spronare la Presidente del Consiglio Meloni a poter fare qualcosa a livello culturale, a livello normativo per arginare, se non eliminare, seppur difficile, questa piaga della nostra
società che non è un qualcosa di oggi, ma è un qualcosa che purtroppo prosegue da tanto tempo anche a memoria d'uomo. Lo schianto e il risveglio, Flixbus in una scarpata, un morto e 14 feriti ancora all'interno del piccolo per le notizie di cronaca a livello nazionale. Ad Avellino questo incidente dopo un tamponamento tra 5 automobili, la ricostruzione al vaglio della polizia stradale, la procura ha aperto un fascicolo. Dalla pagina del piccolo vediamo proprio anche la foto del Flixbus che poi è stato recuperato. La tragedia è avvenuta sulla A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Valle Saccarda. Nella foto i vigili del fuoco che recuperano il pullman dopo la sua uscita di strada in questa scarpata. Purtroppo il bilancio è di un morto e poi ci sono 14 feriti in questo incidente nella zona della Campania. Andiamo a vedere i dati turistici, ma anche gli aspetti che girano attorno al flusso turistico. Dall'alcol alla passeggiata in bikini, a Spalato scattano le multe dell'estate, strade usate come VC e bicchieri in eccesso. Il comune si attrezza in vista dell'estate, multe fino a 300 euro. E queste sono le posizioni che il paese, la città, ha deciso di prendere come misure contro quello che è il turismo sregolato. A Ragusa sanzioni e divieti contro l'inquinamento acustico, niente trolley trascinati sul selciato. Anche qui si cerca di garantire una udibilità migliore della zona senza sentire questi trolley che rotolano in giro avanti e indietro per il centro. In luglio Ryanair vola da Bergamo a Fiume con nuovi collegamenti atti a collegare zone turistiche del paese e non. Pagina invece della cronaca di Trieste che parte anche in questo caso parlando di turismo e di un aspetto che è strettamente legato, ovvero i parcheggi esauriti ogni weekend. Trieste Terminal Passeggeri dice sono da studiare nuove soluzioni. A San Giusto clienti saliti del 30% a partire da marzo rispetto ai mesi precedenti. Anche le strategie scelte dagli hotel dovranno trovare una coralità di intenti proprio per fare in modo che chi viene in città abbia già chiara la situazione della logistica e quindi posteggi che sono quelli coperti o quelli in superficie, ma magari anche dagli stessi alberghi la possibilità di comunicare ai viaggiatori modalità diverse, non solo per poter posteggiare l'auto nei posteggi più esterni al centro, ma anche di come arrivare a Trieste via treno o attraverso i pullman, senza dover usare il mezzo proprio. Il comitato Ponte Rosso rialza la voce contro le manifestazioni vicino al canale, la protesta dei residenti, la portavoce Francarli, per giorni confusione continua e odori sgradevoli, il vice sindaco Tonella assicura cerchiamo altre aree. Leggiamo musica fino a mezzanotte condita da un olezzo ripugnante e il rumore di un generatore attivo costantemente che non ci ha fatto dormire. Non ne possiamo più, lo sfogo di Lorella Francarli, presidente del comitato Ponte Rosso che riunisce i residenti della zona e che lamenta una situazione insostenibile dovuta all'ultimo evento promosso in questi giorni proprio su piazza Ponte Rosso che ha visto la presenza di chioschi e spazi enogastronomici anche lungo il canale. Proteste peraltro già emerse in altre occasioni, sempre legate a manifestazioni simili, dove vengono allestiti spazi ambulanti con cucine e drink e dove vengono posizionate tavolate pochi passi dai condomini. Confusione e puzza sono stati costanti in questi giorni, tanto da non riuscire nemmeno ad aprire le finestre. Ci sentiamo come topi in gabbia a casa nostra e siamo stanchi e stufi, spiega la Francarli. In più soffriamo di questi disagi per un evento che non è nemmeno affollato, anzi. Più volte ho immortalato la zona con panche e sedute vuote, sia di giorno che di sera. Ci chiediamo come mai siamo costretti a subire tutto ciò e soprattutto come mai il Comune di Trieste non trovi un altro sito più idoneo a iniziative di questo tipo o comunque un'altra piazza dove non siano presenti palazzine abitate. Fra i fastidi più grandi percepiti dai residenti in merito all'ultimo appuntamento, il rumore di un generatore che è stato sistematico
ed è stato collocato proprio vicino alle case, aggiunge la Presidente del Comitato. Un disturbo costante e continuo, giorno e notte, che non ci ha consentito di dormire. Non è possibile continuare così. Chiediamo che si trovi una soluzione, non possiamo essere costretti a subire tutto questo ancora se ci saranno ulteriori appuntamenti in quel di Ponte Rosso. La manifestazione degli ultimi giorni riguarda diverse culture ed è consolidata, ricorda il vice sindaco e assessore comunale alle attività produttive Serena Tonel. Al di là di quale sia il problema che hanno riscontrato i cittadini, bisognerà trovare un altro sito. Questo ribadisce il vice sindaco Tonelle. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo tra poco. Abbiamo ancora diversi spazi del piccolo da leggere assieme, poi arriveremo alla pagina culturale e a quella sportiva per chiudere alle 8 la rassegna stampa del giornale di Trieste. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo la nostra rassegna stampa ripartendo dal piccolo. Ci siamo lasciati con l'articolo dove i residenti della zona di Ponte Rosso lamentavano delle situazioni del mercatino troppo fastidioso nei confronti proprio di chi abita nella zona di Ponte Rosso. Il Comitato Ponte Rosso rialza la voce contro le manifestazioni vicino al canale. Fette di torta esaurite dopo il boom di clienti, domenica di stop forzato per il caffè Sacher. Il titolare Dizzy Alphonse, flusso e ordinazioni oltre le nostre aspettative. Oggi pomeriggio, giorno di riposo del locale, arriva la nuova fornitura e quindi hanno venduto di più di quello che avevano previsto e hanno dovuto chiudere il locale o comunque comunicare che il pezzo forte del locale, ovvero la torta Sacher, non era più disponibile. Era però possibile magari comunque tornare un altro giorno, quando a partire da domani saranno poi nuove le forniture della torta Sacher. Il sindaco cosa ha detto? La torta costa troppo, basta polemiche, se hai i soldi vai, se no guardi fuori. Così il sindaco di piazza sul prezzo della rinomata torta servita nel nuovo locale. Il costo di una fetta 8,90 euro. È un grande orgoglio che sia stata scelta Trieste per aprire il caffè Sacher. Nessuno pensa alla cifra enorme investita, dice il sindaco, scansando le polemiche anche in maniera un po' sbrigativa nei confronti di chi alza la voce dicendo che costa troppo la torta, e lui dice vabbè, insomma, se la volete ve la mangiate, altrimenti andate da qualche altra parte. Nuove opere, ci sarà bisogno di ulteriori stalli, dice Gianluca Madriz, presidente della Trieste Terminal Passeggeri. Se pensiamo al futuro della città e a nuove opere come la cabinovia o il Parco del Mare, servirà sicuramente trovare per tempo nuovi spazi per i veicoli che siano facili da raggiungere e da usare. Questo dice Madriz rispetto ai flussi turistici, l'abbiamo visto prima, è uno dei temi principali, visto che poi la parte grossa visitata dai visitatori, non dico solo quella, ma la parte grossa è il centro città, proprio lì c'è un problema di posteggi. Ieri, altra giornata piena di turisti, soprattutto nella prima parte, nei 2/3 della giornata prima dell'arrivo del brutto tempo, che però fortunatamente è arrivato soltanto verso sera e ha lasciato una giornata tutto sommato gradevole, calda e soleggiata nel corso di tutto il pomeriggio. Vediamo. Trieste invasa dai turisti. È stata una combinazione da urlo per albergatori, ristoratori, baristi e negozianti, quella fra Ponte del 2 luglio con il weekend lungo propiziato dalla Festa della Repubblica che ha innescato il turismo italiano, la stagione già considerabile alta per quello straniero e le navi da crociera attraccate alla stazione marittima. Già una settimana fa una camera d'albergo a Trieste era introvabile in zona centro, toccando poi per le poche rimaste nel circondario cifre record che hanno sfiorato i 500-600 euro a notte. Quanto ai ristoranti, prenotazioni a raffica in tutte le lingue possibili e immaginabili. Lei viene da? Io sono del Galles. Le piace Trieste? Bella, elegante e veramente bella. Really lovely. Siamo turisti, sì, veniamo dall'Inghilterra, Manchester.
UK. Siamo del Regno Unito, le piace Trieste? Sì, è molto bella. Lovely. Siamo appena arrivati, ma senza dubbio affascinante, e i palazzi sono veramente degni di nota. Sì, oggi è il primo giorno qui. Da dove venite? Dall'Inghilterra? Beh, forse è troppo presto per dire se vi piace la città. No, è molto bella, anche se sarebbe meglio con un tempo migliore. Se questa prima batteria di voci declinate in stile British è collegata alla Marella Explorer 2, ormeggiata davanti a Piazza Unità, in una cornice votata al vento, agli aquiloni, sotto le insegne della manifestazione Boramata, che ha richiamato in centro anche tanti bimbi e bimbe di casa nostra, basta spostarsi un po' dal waterfront ed ecco che emergono altri turisti, quelli che hanno fatto di Trieste una meta d'elezione nel proprio viaggio, a tappe o meno. Arriviamo dal Colorado, dagli Stati Uniti. Siete croceristi? No, abbiamo preso una macchina a noleggio per girare tutto il Friuli e Trieste. Beh, non abbiamo ancora visto molto a parte Trieste, questo è il primo stop del nostro viaggio. Sono americani, ma tutti vengono da paesi ex sovietici, sono bielorussi. Non mancano ovviamente gli italiani, dai veneti ai napoletani, dai toscani ai siciliani. Piazza Borsa diventa un intrico di dialetti del bel paese che molto spesso aggiungono doppie o strascicano vocali, a differenza della crudezza del nostro vernacolo che davanti a un capo in B le banconiere elargiscono in pillole. Quanto a chi di esperienza ne ha da vendere, c'è la soddisfazione di vedere tutto quest'amore e interesse per la propria città. Ci piace, è affascinante, avendo una città come una grande metropoli. È una meraviglia, è una bella accoglienza, dai. Questo qui è il mondo moderno, aperto a tutto il mondo. Siamo internazionali, non esiste il nazionalismo più, siamo europei. Questa è la città ieri con tanti turisti, lo abbiamo visto, e poi anche i triestini che hanno approfittato girandole della manifestazione dell'evento Boramata per poter fare due passi in città con questo suggestivo panorama proprio inscenato in centro a Trieste. Andiamo a vedere altri articoli. La CPO e The Banfield fotografano i caregiver nel pubblico impiego. CPO è la Commissione Pari Opportunità, e poi a fianco invece leggiamo con un visore in tour fra San Giusto e centro dall'80 d.C. fino a oggi. Cosa scrive questo articolo di Francesco Severi? Ha le sembianze di un videogioco di ultima generazione, ma in realtà si tratta di fatto di una visita guidata interattiva e tridimensionale dai giorni nostri all'80 d.C. circa, all'interno della cattedrale di San Giusto, vale a dire il nucleo originario da cui si è sviluppata poi l'intera città di Trieste come la vediamo oggi. Non c'è modo migliore per descrivere in parole semplici Discovering San Giusto, The Unveiling, l'esperienza di realtà virtuale progettata dal Louvre da pochi giorni, sul mercato, presto disponibile anche in una versione per i comuni computer. Discovery San Giusto The Unveiling permette a chiunque sia in possesso di un visore 3D di visitare la zona di San Giusto partendo dal sagrato antistante la cattedrale e attraversando nel tempo e nello spazio una serie di luoghi minuziosamente ricostruiti come l'orto lapidario, il foro romano e l'antico tempio capitolino, svelando per la prima volta la cattedrale di San Giusto come era in origine. L'esperienza virtuale prosegue poi in Piazza Unità, ricreata in versione digitale come tutto il centro cittadino, da Piazza Goldoni alle rive. Nel Salotto Buono di Trieste in particolare è possibile maneggiare alcune armi antiche e salire su un montacarichi virtuale posto all'entrata del municipio. Da questo ascensore a cielo aperto si può dunque allargare virtualmente la piazza per avere un'idea di come sarà quel luogo tra circa 50 anni, quando, secondo le stime degli studiosi, il livello del mare sarà innalzato di 1 metro, ma anche ammirare la riproduzione tridimensionale di com'era la piazza nel 1768, quando fu teatro dell'assassinio di Johann Joachim Winckelmann. E quindi, andando a leggere ancora, ideatore del progetto Fabio Belardi, ex pallavolista triestino di Serie A, partito da Trieste a soli 15 anni, nel corso della sua carriera sui parquet di piazze prestigiose come Perugia, Ferrara e Vibo Valencia, Belardi ha affiancato la passione per il volley a quella del mondo
delle grafiche digitali che poi hanno portato al prodotto che abbiamo appena descritto. I senegalesi del PASTEF in piazza per Sonko, oppositore a processo, ieri la manifestazione con un gruppo di senegalesi in città. L'assessore regionale Scoccimarro, rigata l'auto di Scoccimarro, qualcuno ha rigato l'auto dell'assessore, scrive su Facebook: la mia auto tutta rigata in area privata e recintata, è la prima volta da decenni parcheggio in strada e non mi è mai successo neppure negli anni di piombo dove qualche veicolo bruciava. Strana questa cosa, dice Scoccimarro. Così ha riportato. Cronaca, è oggi il giorno dell'udienza dell'archiviazione o altre indagini? Questo è il bivio che si deciderà tra non molto in tribunale sul giallo della morte di Liliana Resinovic. Questa mattina al Tribunale di Trieste il giudice per le indagini preliminari Dainotti ascolterà le parti. I parenti della donna si oppongono alla richiesta della procura e chiedono ulteriori approfondimenti. Qual è la situazione? Proprio la Procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione del caso indicando la morte di Liliana Resinovic come un suicidio, ma i parenti della donna sono opposti a questa richiesta della Procura, quindi hanno chiesto l'apertura delle indagini, hanno chiesto che il caso non sia archiviato. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari Dainotti, che dunque ascolterà le parti e prenderà la sua decisione. Cosa scrive Laura Tonero, giusto nelle prime righe di questo articolo? Stamane per le 9 è fissata l'udienza preliminare da cui scaturirà la decisione del giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti di archiviare il fascicolo sulla morte di Liliana Resinovic, avallando così la conclusione del suicidio cui è giunta la Procura, o di disporre un supplemento di indagini come chiesto invece dall'opposizione all'archiviazione presentata dalle parti offese, cioè dal marito della donna Sebastiano Visintin, rappresentato dai legali Paolo e Alice Bevilacqua, dal fratello Sergio Resinovic, seguito dall'avvocato Nicodemo Gentile, e dalla nipote Veronica Resinovic con l'avvocato Federica Obizzi. In quel contesto l'udienza si svolgerà in Camera di Consiglio, dunque a porte chiuse. Si entrerà nel merito e le parti offese avranno la possibilità di spiegare le ragioni della loro opposizione. Al termine del contraddittorio il GIP si riserverà sulla decisione. I dettagli nel servizio di Marco Stabile. Domani, lunedì 5 giugno, il GIP del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti deciderà sulla richiesta di archiviazione del caso Liliana Resinovic. La decisione, attesa ormai da mesi, decreterà se la morte della 63enne verrà archiviata come suicidio oppure se le indagini dovranno proseguire come richiesto dai familiari della donna. Liliana scomparse dalla sua abitazione di San Giovanni a Trieste il 14 dicembre del 2021. Il suo cadavere fu trovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio del 2022. A non credere da subito all'ipotesi del suicidio il fratello della donna, Sergio. Voglio avere delle prove certe e scientifiche proprio su come è morta e cosa è successo. Lei ancora non crede che si sia suicidata in sostanza? No, mai più, proprio mai più. Che qualcuno e magari in concorso con qualcun altro abbia fatto il tutto. Non è neanche cosa di una persona sola, che possa aver messo là dopo il corpo e non credo. Le opposizioni all'archiviazione però sono state presentate non solo dal fratello di Liliana e la nipote Veronica con i legali dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile e Federico Obizzi, ma anche dal marito Sebastiano Visintin, rappresentato dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. In modo da poter capire se ci sono stati degli errori, delle mancanze, delle cose che comunque qualcosa di strano è. Guarda, ormai sono più che convinto che la verità non verrà fuori, mai, perché qualcosa di quello che è successo non ce lo dirà nessuno. E resta solo una cosa,
che Liliana non c'è più. Tele4 sarà in collegamento domani mattina a partire dalle 8 da Palazzo di Giustizia. Per le 8:30 infatti è previsto il presidio silenzioso di amici, familiari e conoscenti di Liliana Resinovic che chiedono alla magistratura di andare più a fondo sul caso. Spetterà poi al giudice decidere se chiudere il procedimento con l'archiviazione o aprire un nuovo capitolo, tenendo conto però del lavoro fatto da forze dell'ordine, periti e anatomopatologi che hanno consegnato faldoni su faldoni sul loro operato in termini di investigazione sui movimenti della donna, testimonianze dirette e autopsie sul cadavere. E dunque oggi durante questa trasmissione avremo modo di capirne di più, sebbene poi la decisione probabilmente arriverà al termine di oltre le ore 10, termine della nostra diretta. Ancora dal piccolo interviene su strade e binari e la bimodale dei pompieri, nuovo veicolo in azione nella sua veste ferroviaria. La pagina seguente, capitolo istruzione, cortometraggi nel ricordo di Roli e della sua battaglia per l'integrazione, l'opera degli studenti per celebrare il preside fondatore della scuola di Borgo San Sergio a 40 anni dalla morte, realizzati 2 lavori, la dirigente teatro e cinema per attirare chi non ce la fa. Quest'anno, ha spiegato la dirigente Barbara Moretti, ricorre il 40ennale delle inaugurazioni di questa scuola e abbiamo pensato di celebrarla attraverso il ricordo del preside Roli e dei suoi valori. Lui aveva sognato una scuola inclusiva, capace di dare a chiunque la possibilità di trovare la propria strada. Cerchiamo di attirare quei ragazzi che non riescono nelle materie tradizionali, offrendo opportunità di fare musica, teatro e cinema, e di scoprire settori che in genere non rientrano nella scuola classica. E qui un gruppo di studenti. Poi Jacomin, premiato a Venezia per i quadri creati con i capelli, il titolare del salone dei parrucchieri in via Roma 6 a Muggia, noto per la particolare tecnica adottata per la realizzazione delle sue opere, ha ricevuto il Leone d'Oro per le arti visive. Leggiamo di fianco il nuovo locale Base, erede del Cantera, apre venerdì a Sistiana e seguirà poi lo stabilimento di Castelreggio e siamo dunque a Duino Aurisina. A certi locali gli spazi non bastano mai, scrive Adriana Bon, ciò che non va a Revoltella, videopillole sul vento di Trieste in occasione di Boramata. Dai ricci alle orche, a volte difficile ma gratificante la via della libertà, nella rubrica A degli animali. E Fan Triestini di Vasco al concerto dedicato dunque ai fan di Vasco Rossi. Permesso del comune, come tutti i triestini anche i cani dell'Astad va ai topolini, lo vediamo qui con questo meticcio. Poi la cultura, storia, politica e sport in un secolo di canestri, anche per Trieste italiana. Viene presentato oggi il volume scritto da Flavio Pressacco, Roberto Ponticello, Marino Firmani e Roberto Collini ed edito da Aviani Aviani. Alle 11 alla Fondazione CR Trieste, fondata dal Partito d'Azione. Nel campionato 45-46 arrivò seconda tra i suoi atleti anche Cesare Rubini. Nel volume ricco di foto d'epoca si raccontano i talenti del territorio con sconfinamenti nelle terre istriano-dalmate. Le esistenze sospese di Annalisa Perini scivolano fra prosa e poesia, esce Ballate in assenza di gravità, Battello stampatore, racconti plastici della giornalista e scrittrice triestina. Poi gli appuntamenti di oggi con vari eventi in città, il doppiatore Mario Cordova e gli uccelli senza vertigini, oggi alle 18:30 al Caffè San Marco, e poi dentro il caos di Pasolini messo in scena da Hubel con Rovatti e Quazzolo. Sport, Unione, in 6 stagioni oltre 100 volti nuovi, un'altra rivoluzione e un errore da evitare. 115 giocatori hanno vestito la maglia rosso-labardata e ben 29 nell'ultima annata. Ora c'è una base per poter ripartire e da quella si può prevedere una costruzione della nuova squadra della Triestina. Il turnover da Mensah Petrella in pochi i resistenti, la maggior stabilità nella stagione post finale con il Pisa. Un anno fa invece piazza pulita e quindi tutta la rosa è stata rivoluzionata. Semifinali playoff, il Cesena passa sul campo del Lecco, pareggio show di Zeman a Foggia. Trieste nel basket, è arrivato il momento delle prime scelte, bisogna programmare e non esiste la formula magica per vincere in A2. Tortona salì
con italiani di categoria. Playoff Serie A2, Udine tracollo bis a Forlì, Cremona elimina la Fortitudo, Gorizia sorride con la Dinamo, vinto il titolo della Serie C Silver, la bella di finale che ha sorriso a questa squadra, Udinese KO, spareggio Verona Spezia, la Juve passa con al Dacia Arena con Chiesa e va in conference UEFA permettendo in base ai punti di eventuali penalità o squalifiche delle coppe. Vincono Milan e Roma, la classifica della Serie A, dunque dopo la 38esima giornata si chiude, ma lo sapevamo già, con il Napoli che ha vinto lo scudetto a 90 punti, la Lazio, possiamo dire anche sorpresa di questo campionato, seconda davanti alle milanesi Inter e Milan, queste 4 in Champions League, Atalanta e Roma con 64-63 punti, in queste due bande gialle vanno in Europa League, la Juve che è arrivata settima invece a 62 punti, però ha una penalizzazione addosso che le ha portata a questa posizione di classifica, chiude le qualificazioni nelle coppe europee, quindi andando sempre UEFA permettendo, quindi eventuali penalizzazioni dettate da indagini in corso su altre questioni, al momento comunque la posizione di classifica le permette di accedere alla fase della Conference League. Subito dopo Fiorentina, Bologna, Torino, Monza, Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce e Spezia, Verona, Cremonese, Sampdoria, con Verona e Spezia che essendo pari punti a 31 dovranno giocarsi la permanenza in Serie A o una delle due invece retrocederà in Serie B assieme alla Cremonese e alla Sampdoria che è arrivata ultima. Brutta stagione quella per i doriani, quella di questo campionato. Sandrin, calcio di eccellenza, la Pro Gorizia ambiziosa come me. Le prime sensazioni del neotecnico con il DS inglese c'è intesa, voglio rivedere un Berzot pieno di gente e passione. Sogno ripescaggio, la mappa dei team nel focus dei dilettanti. Simeoni saluta il Crasso, voglio nuovi stimoli. Dopo 11 anni il difensore ha deciso di lasciare Repen nella promozione in Serie D, l'apice della mia carriera. Saluigi, Cespa si dimette da DS, il braccio destro del presidente Peruzzo, 18 anni stupendi ma ora basta. Responsabilità, dice lo stesso Cespa. Il Breg riporta Adolina in prima categoria, il DS Zidaric, traguardo più che meritato, e qui la festa dei giocatori dopo la vittoria nei playoff contro la Polisportiva Opicina, e qui la rosa artefice di questo campionato. Il Volley Club non cambia, confermato alla guida il coach Andrea Stefini, sarà nuovamente affiancato da Elia Giorgi e Silvia Wolf, siamo tutti entusiasti di proseguire il lavoro iniziato. Complimenti anche a loro, l'Under 13 femminile Euro Volley School diventa campione territoriale superando 3-0 l'Azzurra, Serie C sempre femminile, dopo 4 stagioni il tecnico Federico Paron lascia l'Olimpia Trieste, la Fincantieri Monfalcone si impone tra gli Under 16 battendo Soca e Poggi Volley, in Spagna invece il solito Verstappen, Ferrari giù dal podio, ieri non è andata bene per le rosse, ma purtroppo non è una novità. L'Iridato conferma la sua dittatura, alle sue spalle le due Mercedes, Sainz chiude quinto, Leclerc 11°, Verstappen è una macchina e assieme alla sua di macchina sta continuando a vincere gara dopo gara. Musetti si arrende ad Alcaraz, fuori da Parigi anche Sonego, rimontato da Ciacianov. Per l'Alpina in cerottata, un doppio successo in trasferta a Ravenna, terzo posto in classifica. Per la Vela Romantica e Pittani Borghi, l'equipaggio misto della società bellica Barcola Grignano detta legge a Venezia. Finali a mare per il Tennis Club Triestino nella Serie C regionale a grado, vincono per la terza volta il River Sporting Cervignano e il Modus Tarcento. Ci fermiamo dunque con le notizie sportive riguardo la rassegna stampa di questa mattina. Tra poco, dopo la pubblicità, in compagnia di Barbara Odorico di Forza Italia in sesta circoscrizione. A tra poco.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste, buongiorno e benvenuta a Barbara Odorico. Buongiorno a tutti, buona settimana. In consiglio della sesta circoscrizione con buonanotte, con Forza Italia. Scusa. Dopo avremo invece dalle 9 alle 10 ospite il consigliere comunale Paolo Altin della lista Russo Punto Franco. Dunque, noi questa mattina tra poco saremo in collegamento con Gianluca Paladin dalla zona del Tribunale per quello che è il caso Resinovic, la richiesta di archiviazione della procura, l'opposizione da parte dei familiari che invece chiedono ulteriori indagini. Poi avremo, diciamo, il punto della situazione dal collega. Invece, in compagnia di Odorico di Forza Italia, parliamo un po' anche delle situazioni della circoscrizione. In dettaglio ci sono un paio di vie che sono all'attenzione di voi consiglieri, ma anche del comune, perché proprio attraverso gli assessori si sta cercando di arrivare alla risoluzione di alcune problematiche. Una è via Bonomo, ma magari la trattiamo tra un attimo. L'altra è via Cumano. Sì. Cosa succede in via Cumano? Descriviamo la situazione prima. Ma allora, via Cumano abbiamo sentito i residenti già 1 anno e mezzo fa circa, in vari incontri in circoscrizione. Ci hanno espresso la loro preoccupazione perché in quella via un po' c'è indubbiamente un po' di abbandono, un po' di degrado. Ricordiamo che lì abbiamo anche il museo Ricketts. Quindi insomma è un posto dove i turisti arrivano per visitare scolaresche, pullman e via dicendo. Però è una zona comunque residenziale. In questo preciso appunto che ci fanno i cittadini, diciamo che abbiamo una situazione in cui alcune ditte hanno utilizzato lo spazio ampio che c'è diciamo all'altezza del capolinea della 18, un po' prima un po' dopo, ci sono degli slarghi dove si fermano gli autobus, i camion e trasbordano il materiale da un camion all'altro, solo che questo avviene prevalentemente dalle 7 di mattina in poi. Oltre a questo c'è un utilizzo dei posteggi un po' ad personam, nel senso che vengono utilizzati da avventori lasciando motorini in modo strategico per conservarsi il posto, e chiaramente tutto questo crea del disagio ai residenti. Residenti che appunto hanno chiesto al comune, almeno visto che non è facile intervenire su questa problematica, se non altro di creare un marciapiede un po' più largo e anche fare degli stalli per le autovetture specifici per autovetture, in maniera anche da evitare sia il camion che il camper, perché in quella strada, quando ci sono situazioni di posteggi con camper e camion molto alti, diventa anche un po' pericoloso passare, perché sono zone un po' buie. Quindi anche la visibilità viene offuscata. Esattamente. Quindi insomma si spera che adesso con Ma è una zona, chiedo scusa se interrompo, è una zona di tanto passaggio? No, anche perché poi sfocia il capolinea della 18, c'è una strada che collega su verso l'Istituto Weiss, okay? Che è tra l'altro una strada che prevalentemente viene utilizzata internamente, ma anche dai bambini viene chiusa al traffico per un periodo, per fare in maniera che i ragazzi vadano a scuola a piedi, perché c'è tutto il progetto poi del pedibus che passa per via Cumano. Quindi effettivamente c'è diciamo che non è un'area trafficata come la si può intendere in una città, diciamo che della zona rionale, c'è tutta la zona anche delle caserme. Sì, e sottufficiali. Sì, e anche la caserma via Tomitz, mi sembra che sia lì, questa caserma anche abbandonata, e certamente lì sarebbe bello pensare di fare tante cose, ma essendo demanio le cose diventano complesse e quindi da elaborare. Diciamo che è una zona che adesso ha molto bisogno di posteggio, come più o meno tutte le zone di Trieste, onestamente, però è un qualcosa che almeno
mettendo un po' a posto i marciapiedi, dando un po', magari anche qualche aiuola, qualche cosa, un po' di abbellimento, secondo me le cose già migliorano e anche ritorna ad essere una zona vivibile, perché anche una zona dove ci sono tutte casette, tra l'altro, cioè, oltre ai condomini, insomma, c'è un po' di tutto. Allora, vado a leggere un paio di mail. Dunque, buongiorno, chiedo alla consigliera di studio come vengono spesi i soldi dal Comune sugli incassi del suolo pubblico che pagano gli esercenti e coloro che hanno in concessione i posteggi a pagamento. Inoltre il Comune non dovrebbe lasciare dei posteggi liberi in città, scrive Nevio. Beh, come vengono spesi onestamente non lo so. A parte che ci sono certi posteggi sono privati, quindi sì. tante... Il Comune non dovrebbe lasciare dei posteggi liberi in città. Liberi. Non capisco cosa... cioè liberi in che senso? Che sono per i residenti, presumo. Ma quelli... Oppure liberi dal pagamento, quindi posteggi bianchi. Forse bianchi. Oddio, sarebbe da fare il contrario, sì. più liberi e meno. Sì. Qual è il problema? Che magari forse si verifica anche in Via Cumano, le soste perenni, no? Cioè, ci sono tantissime automobili che restano ferme. Io vedo anche nella zona nostra di San Giovanni, Viale Sanzio, a parte che è usata anche tanto da persone da fuori che posteggiano in zona e poi prendono l'autobus per andare in centro, quindi questa è una cosa che succede spesso. Però effettivamente tante macchine sono abbandonate e si nota quando c'è la fissione degli elettorali, dei posti elettorali, quando ci sono dei lavori da fare, che la macchina resta lì se non viene portata via. Esattamente, quindi si nota questo. Via Cumano anche sicuramente avrà anche questo problema. Diciamo che sì, il discorso dei posteggi in centro, sarebbe molto bello riuscire ad andare in centro con facilità con l'autobus, ma soprattutto tornarci. Secondo me il vero problema dell'utilizzo dell'autobus per andare in centro è il ritornare alla sera, perché tante volte banalmente uno può va a fare la sua gita, va fuori al ristorante eccetera, però per tornare diventa un'impresa, perché gli autobus alle 9, 9 e mezza finiscono il loro turno, anche venerdì, sabato e domenica. Diventano sempre più rari. E oltretutto sono le famose lettere A, B, certo. che non hanno un percorso proprio uguale al numero di riferimenti. E poi anche facile, diventa una cosa un po' complessa, quindi penso che anche questo sarebbe città turistica, universitaria, i ragazzi vanno volentieri, si spostano, però devono anche riuscire a tornare a casa con l'utilizzo dei mezzi pubblici un po' più frequente di quello che è. Allora, andiamo a sentire, perché una mail che ho intravisto, anzi no, dopo, andiamo a sentire, sì, ma in questo caso la pioggia che lambisce l'ombrello di Gianluca Paladin, che è posizionato subito sotto il tribunale in questa grigia giornata, mi viene da dire, di novembre, se non fosse che siamo il 5 giugno, buongiorno. Vabbè, un po' di ironia. Maggio era ottobre. Questo maggio è stato abbastanza piovoso, l'inizio giugno così, ma magari con la fine della primavera, l'inizio dell'estate avremo un altro scenario. Buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno al tuo ospite. Allora, siamo davanti al Tribunale oggi, il giorno in cui il giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti dovrà ascoltare le parti presenti in Camera di Consiglio, dove appunto ci saranno le discussioni per quanto riguarda l'archiviazione del caso di Liliana Resinovic. Sappiamo che ci saranno gli avvocati che rappresentano i familiari, che sono Sergio Resinovic, il fratello, Veronica Resinovic, la nipote, e Sebastiano Visintin, il marito di Sebastiano Visintin, assistito dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua. Federica Obizzi invece segue Veronica Resinovic, mentre Sergio Resinovic è seguito da Nicodemo Gentile. Ci dovrebbe essere qua fuori già pronto il sit-in, fra poco andremo a sentire le persone. Una giornata
che vedrà quindi l'appuntamento in Camera di Consiglio, quindi a porte chiuse davanti al giudice per le indagini preliminari. Cosa succederà oggi? Chi si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata della Procura, appunto i familiari della donna defunta trovata cadavere all'ex OPP il 5 gennaio 2022, chiederanno appunto di riesaminare eventualmente alcuni elementi e quindi di poter andare avanti con le indagini. Che cosa potrebbe essere esaminato? Non lo sappiamo con certezza, però insomma potrebbe essere richiesta una nuova perizia sugli abiti che la donna indossava al momento del suo ritrovamento, del trovamento del cadavere, oppure per esempio ulteriore analisi su quei sacchi neri, perché a quanto risulta dalla perizia della Procura non sarebbero state trovate tracce appunto di Liliana stessa, quindi qualcuno si potrebbe chiedere se si è suicidata e poi però come ha fatto a non infilarsi da sola in quei sacchi neri. Qualcuno ha avuto parte in tutto questo. Insomma, sono tanti dubbi che conosciamo in questo caso. Bernardo, che come ben sai tiene col fiato sospeso il paese, perché è diventato di dominio nazionale davvero in pochissime settimane. Liliana scomparve da casa da via Verrocchio a San Giovanni in quel 14 dicembre 2021, poi dopo 20 giorni fu trovata cadavere all'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni nella Boscaglia, e poi da lì vi ricorderete, ci ricordiamo tutti ovviamente, tutte le trasmissioni fatte anche da Tele4, ma anche tutte le trasmissioni a livello nazionale dove sono stati sentiti i parenti ovviamente della donna. Andiamo a vedere un pochino, ci sono dei cartelli, Bernardo, che hanno affissato, anzi che stanno tenendo in realtà le persone qui presenti, che saluto. Vediamo un po'. Signori, buongiorno a tutti, Tele4, buongiorno. Sergio, buongiorno, come sta? Siamo qua. Siete qua e attendete ovviamente la pronuncia del GIP per capire se andare avanti o meno con il caso. Certo. Cosa prova in questo momento? Quali sono i suoi pensieri? Io spero che vada bene, che valuti il tutto e obiettivamente appunto che dia una risposta. Una risposta che potrebbe non arrivare tra l'altro oggi stesso, il giudice dovrebbe riservarsi. Certo, sì. Aspetteremo, abbiamo fiducia. Lei è seguito tra l'altro anche da degli avvocati che la aiutano, con loro come sta andando? Avete già in mano qualcosa che possa far capire al giudice di tenere aperto il caso? Al momento non lo so, io non so niente. Spero che vada bene, ecco. Abbiamo fatto l'opposizione e adesso vedremo. Dopo tutto questo tempo che è passato da quando è venuta a mancare sua sorella? Dopo 1 anno e 7 mesi, non so, ormai, anche troppo, no? Com'è la situazione in famiglia da voi? È difficile andare avanti? Non è facile, non è facile. Certamente. Ha rivoluzionato tutto praticamente. Sergio, che altro dire? Voi sarete qui, siete qui, ma poi entrerete, immagino, alle 9 in tribunale. Certo, sì. Sergio, grazie e attendiamo tutti ovviamente la risposta del giudice delle indagini preliminari. Grazie a voi. Grazie a Sergio Resinovic. Vado da Claudio Sterpin, che conosceva molto bene Liliana. Claudio, vengo sotto con lei sull'ombrello così evito di colpire persone. Allora, come sta in questo momento? Stiamo tutti attendendo una risposta. Come stiamo tutti, guarda, non sono un'eccezione, è chiaro. È evidente, aspettiamo una risposta, speriamo bene, perché solamente un italiano su 1 miliardo può pensare che lei si sia suicidata, tutto qua, per cui deve andare avanti. Dopo tutto questo tempo che è passato, com'è anche andare appunto avanti in questa storia? Voi vi conoscevate? Diciamo sempre peggio, obiettivamente non può essere che così. Cioè, anziché lenire tutto l'insieme, dolore e tutto quello che può essere, aumenta ogni giorno, per forza. Fra 1 anno sarà peggio, fra 2 ancora peggio, se arriviamo fino là, toccando tutte le parti, eccetera. Cioè, deve trovare una soluzione con una verità vera, non di plastica o di carta velina. Oggi il giudice potrebbe riservarsi anche di decidere, no, magari lo sapremo nei prossimi giorni. Esatto, d'altro canto devono prendere una decisione obiettivamente, è loro il compito, mica nostro.
Claudio, questi cartelli che avete preparato, vediamoli anche, verità per Lilli. Semplicemente ricorda verità per Lilli, oppure obiettivamente quello che tutti pensano, che chi non ci crede, che alle 9:17 del 14 dicembre è successo qualcosa. 9:17 era fermo l'orologio, non è un caso, non si ferma per mancanza di batterie. Ci sono tanti dubbi anche sul... No, ma non dubbi, sono quasi certezze, non dubbi. Lei non può essersi pestata al viso in quella maniera sbattendo contro gli alberi del bosco, dai. Cioè queste sono delle incongruenze che sono talmente madornali che non occorre neanche commentare. Voi vi conoscevate molto bene e il profilo di Liliana, lei ha sempre detto, non corrisponde assolutamente a una persona che tendeva a suicidarsi. Io non voglio lodarmi per questo, ma sono convinto di averla conosciuta meglio di tutti questi che sono qua, parenti compresi, fratello, cugini, marito, tutti, perché sono 42 anni che non ci siamo persi di vista. Come confessori, come professori allievo, se vogliamo metterla, per dire. Perciò tutte le cose, anche le più banali, ce le raccontavamo, soprattutto lei a me dopo, perché lei era la giovane obiettivamente. Perciò io sono convinto di aver conosciuto Lilli più di chiunque altro. Oggi non c'è, forse non ci sarà il marito, no? Sebastiano Visintin, che, diciamo la verità, non corre buon sangue tra voi due. Ma non è che non corre buon sangue, io non ho mai detto niente contro di lui, non voglio neanche, lui lo ha detto un sacco di volte, lei lo ha detto, Sebastiano non mi farebbe del male, lei me l'ha detto, per cui io voglio credere a questo, però le incongruenze madornali ci sono, non so. In qualche maniera chi di dovere deve limare tutta la situazione. Troppo grezzo il ferro. Claudio, attendiamo tutti qua, poi voi entrerete ovviamente, giusto? No, rimanete fuori. Solo Sergio avrà titolo e diritto di entrare. Infatti adesso fra poco entreremo anche noi ovviamente, cercando di capire quello che succede. Ma vediamo, noi aspettiamo, silenziosi, ecco io parlo, non dico per tutti, ma per essere educato, ecco, più che altro, però tutto finisce qua. Grazie Claudio. Niente. Grazie Claudio, magari poi tornerò da lei. Bernardo, non so se volevi dirmi qualcosa, se possiamo anche tu, dimmi pure. Solo per far vedere anche da casa, certo, no? Le persone che sono qui, gli striscioni. Lilli, noi non ti dimentichiamo, l'acqua. Verità e giustizia per Lilli, questo è un altro striscione preparato, Verità per Lilli l'avete visto anche prima, la data, il 14 del 12 2021, il giorno in cui è scomparsa da casa, e poi altri cartelli, Verità per Lilli. Ovviamente qui ci sono anche tutti i nostri colleghi giornalisti, altre troupe che stanno attendendo anche di entrare in tribunale per poi riuscire a capire se nella giornata di oggi arriverà la risposta, ma tendenzialmente il giudice dovrebbe riservarsi di decidere. Questo vuol dire che dopo aver sentito, ecco qui vedete un'altra foto invece di Liliana preparata. Ma quindi non c'è Sebastiano davanti al tribunale. momento? No, Sebastiano dovrebbe, a sua dichiarazione rilasciata anche nelle ore scorse, seguirà il consiglio dei propri avvocati, che sono Alice e Paolo Bevilacqua, di non presentarsi. Ma vediamo, perché in realtà noi comunque siamo qua, quindi le persone che arrivano le vediamo passare, perciò ce ne accorgeremo sicuramente. Sento anche la gentile signora qui con noi. Signora, buongiorno. Buongiorno, prego. Lei conosceva Liliana? Sì, assolutamente. Che rapporto aveva con lei? Di vicina di casa e amica. Okay. Una persona che non può essersi suicidata, secondo moltissimi. Io ho sempre ribadito che l'hanno suicidata, un bel femminicidio. Ecco, questo è il mio pensiero. Qual è il suo ricordo più vivo che ha di Liliana, vicina di casa quindi? Il lunedì pomeriggio, la mattina, quando ci siamo incontrati nel cortile. Quello è l'ultimo ricordo che ho di Liliana. Vi frequentavate, vi vedevate al di fuori del... Assolutamente sì. Eravamo anche molto amici di bicicletta. Quindi insomma conosceva le sue abitudini, la conosceva bene. Una persona le sembrava infelice nell'ultimo periodo? No, pensierosa sì.
e poi emerge tutto questo anche dalle 60.000 fotografie negli ultimi tempi, basta guardarle, non si vede più, almeno io ho notato questo, una coppia felice. Bella anche la foto che ha stampato e che ha portato qui. Questa è dell'8 dicembre 2021 che gliel'ho fatta io in occasione di un pranzo conviviale con gli amici e credo che sia la più bella, e poi l'ultima perché appunto c'è una bruttissima fatta in cucina con il coniuge, però questa è Lilli. Ecco, questa è Lilli. Ci siamo fatti tutte le nostre idee personali su questo caso, che è incredibile ovviamente. A Trieste non si era mai visto nulla del genere. Come finirà secondo lei? Si è fatta un'idea? Bisogna attendere ovviamente che il giudice si esprima. Assolutamente. Io ho molta fiducia che anche il giudice possa, certo non sono cose oggettive, ma mettersi una mano e capire lo stillicidio della famiglia da un anno, e che tutti noi insieme a loro, infatti siamo qui non per una manifestazione di protesta, ma per dare solidarietà alla famiglia e per cercare assolutamente la verità su Lilli. Niente altro che la verità, qualsiasi sia, però la verità. Starà qui fuori fino alla fine dell'udienza? No, noi abbiamo fino alle 10 possiamo stare come richiesto e concesso dalla questione. Certo. La ringrazio e casomai ci vediamo dopo se siete ancora qui. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora Bernardo, visto che giustamente hai anche un ospite in studio, ti lascio qualche minuto se vuoi per commentare. Sì, esatto, c'è anche la pubblicità, quindi noi siamo qui comunque Bernardo, qualsiasi cosa ti avviso anche tramite messaggio, insomma vediamo anche quello che succede. A te la linea. Grazie. Odorico, questo è un caso piuttosto difficile, a livello nazionale se ne è parlato tanto, sono di quelle situazioni che poi vediamo anche in TV nelle altre città, in altri paesi, molto complessi, perché non tornano molte cose, ma poi la cosa... sono questi casi non lineari che poi sono ricchi di elementi, poi escono perizie, controperizie, è difficile arrivare anche chi è deputato a giudicare, non ha un lavoro semplice. No, poi oltretutto la cosa che più dispiace, addolora è proprio anche la situazione dei familiari, degli amici che non hanno una risposta, ed è una cosa veramente, una delle cose più tristi che possono succedere, perché non avere risposte ad un fatto così tragico è veramente difficile col quale convivere. Mi viene in mente adesso la tragedia della Giulia, che se ne parla molto insomma, adesso, lì poi insomma una ragazza giovane incinta di 7 mesi che ha subito veramente un assassinio brutale e da parte di questo uomo omuncolo, non mi viene neanche l'idea di chiamarlo uomo perché non si può definire tale, però almeno in quel caso uno ha già subito il colpevole e invece in questa situazione qua, dopo più di un anno il colpevole non c'è, ed è sempre più difficile perché i dati lo dicono che più tempo passa dal fattaccio e sempre più difficile è arrivare alla verità. Quindi veramente i giudici insomma, hanno da che penare per venirne fuori. Quando è venuto fuori diciamo non tanto il ritrovamento della Liliana ai primi di gennaio al Parco di San Giovanni, ma quando c'è stata la sua diciamo scomparsa, che è durata questi 20 giorni. So che poi uno va avanti con la propria vita e pensa ai fatti suoi, ma lei cosa ha pensato? Cioè, persona scomparsa, di solito quando scompare qualcuno o è un gesto volontario, un allontanamento, un disagio, un qualcosa e termina con un estremo gesto, un rapimento, sebbene sia un poco più rocambolesca come cosa. Lei ha avuto un'idea, ma proprio sommaria? Anche... Diciamo che quando uno esce di casa senza il cellulare, senza i propri affetti personali ma banali, non la vedo mai come un qualcosa di volontario, ecco. Non credo. Dopo certamente il cellulare
poi aiuta anche a tracciarci in qualche caso, quindi forse quello può essere controproducente, certo. Però una persona anche di una certa età che sparisce così da un giorno all'altro, non so, mi ha sempre lasciato un po' perplessa. Sì, a sentimento non direi una cosa volontaria, però vabbè, poi si parla proprio chiacchiere da bar. sì, no, vabbè, che avessimo diciamo noi una risposta, probabilmente non avremmo neanche tutto questo diciamo contorno attorno al quale sta gravitando il caso, il giallo della Resinovic, proprio perché non è assolutamente lineare, non è assolutamente facile. Ma no, anche il fatto stesso che poi è stato ritrovato la sua salma dopo 20 giorni in un parco, in una zona poi comunque defilata del parco, perché insomma è comunque una zona che è frequentata da tante persone che passeggiano, che portano i cani, insomma è una zona che non è isolata, e invece la zona dove è stato trovato è già una zona non proprio di passaggio, insomma, e poi ritrovato dopo 20 giorni dei sacchi, cioè il fatto che uno, non so, mi fa strano che uno si suicida infilandosi nel sacco, poi magari noi sappiamo alcune cose, non sappiamo esattamente tutto, perché giustamente insomma ci sono le indagini in corso, non dovremmo nemmeno sapere tutto. No, chiaro. Poi è il clamore che ha fatto questo caso poi a far emergere anche dei dettagli, diciamo solitamente sono destinati la cosa veramente che mi sento di dire è proprio la tristezza dei familiari che si ritrovano a non avere risposte. Ecco, questo è indubbiamente la cosa più triste. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, poi intanto abbiamo visto le immagini di questo sit-in, di questa posizione che hanno preso familiari, amici, nei confronti delle decisioni del Tribunale. Non è una protesta, lo ha detto anche uno degli intervistati di Gianluca Paladin, però è un gesto per andare a dire questo è un caso importante, noi ci siamo, non vogliamo che sia come dire troppo facilmente liquidato con quello che è stata la decisione della procura, cioè di un suicidio, e ovviamente i familiari, per quelle incongruenze di cui aveva parlato l'intervistato, per altre situazioni, chiedono maggiori dettagli. Dobbiamo andare in pubblicità. Del Parco di San Giovanni possiamo anche parlare fra un po', perché è ambito di competenza della sesta circoscrizione, così come vicino a Via Cumano, di cui abbiamo parlato prima, c'è anche l'ex fiera, che è un grande punto di domanda, che cittadini della zona si stanno anche un po' arrabbiando perché vedono che tutto è fermo. Dopo la pubblicità affronteremo questi e altri argomenti, a tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, in studio con noi Barbara Odorico di Forza Italia in sesta circoscrizione, collegato da sotto il Tribunale Gianluca Paladin a seguire questo momento di sit-in, chiamiamolo in questa maniera, a seguito del fatto che tra non molto ci sarà questa udienza in Tribunale sulla decisione o meno di archiviare il caso Resinovic, con i familiari, molti dei quali sono proprio presenti ora sotto il Tribunale, gli amici, i parenti di Liliana, che hanno chiesto ulteriori indagini contro, diciamo, l'archiviazione del caso, che andrebbe a porre fine alla vicenda, andando a decretare come suicidio il caso di Liliana Resinovic. Di nuovo da Gianluca Paladin per un ulteriore dettaglio. In studio andremo avanti anche con gli altri argomenti. Buongiorno Gianluca, prego. Sì Bernardo, allora buongiorno di nuovo. Sì, adesso c'è un bel po' di gente in questo momento qui che è arrivata per questo sit-in, ovviamente anche tanti nostri colleghi. Non so se abbiamo mostrato anche quest'altro cartello: ti hanno rubato la vita ma non ci toglieranno mai la voglia di lottare per te, verità e giustizia. Questo è un altro cartello fissato qui al muro del Tribunale, appunto per chiedere verità per Liliana Resinovic. Le persone che abbiamo intervistato
intervistato prima noi, vengono intervistati in questo momento da altri ancora, mentre io vado da ulteriori persone. Signore, buongiorno, come si chiama? Giuseppe. Giuseppe, anche lei qui per chiedere verità per Liliana. Ma lei chi è, scusi? Gianluca Paladin, Tele4. Ah, Tele4, sì, questo adesso. Ascolti, ma che rapporto aveva con Liliana? Ma eravamo amici da tanto tempo, per cui sì, lo conoscevo bene. Se dovesse, come dire, descriverla con qualche parola, era una persona che poteva suicidarsi? Ma io sono sempre stato convinto che non si poteva suicidare. Conoscendola non è tipa da suicidio. Che persona era Liliana? Adesso così è difficile, onestamente preferirei tacere, visto che ci sono persone più qualificate. Certo, abbiamo sentito prima i parenti, comunque voi siete qui per aspettare. Perché... vestito qua. Lilli, noi non ti dimentichiamo, verità e giustizia per Lilli. Certo. Va bene. Giuseppe, grazie. Ok, grazie. Una buona giornata, grazie, arrivederci. Vediamo se riusciamo a sentire anche altre persone, a intercettarle in questo momento. Vediamo un attimo. Signora, lei è Silvia? Sì. Salve Silvia, l'ho riconosciuta, buongiorno. Come stai in questo momento? Io ho riconosciuto te. Come sta? Insomma, dai. Sto crescendo, vedi quanto piove. Mi aiuti a ricordare, mi scusi, cugina, giusto? Sì, di Liliana. Di primo grado. La mamma di Liliana e mio papà erano fratelli e sorelle. Come ha vissuto quest'ultimo anno? Non abbiamo vissuto, abbiamo tirato avanti. Abbiamo cercato di continuare la nostra vita per quello che era possibile, ma non siamo sereni, non siamo tranquilli. Non si può. Non possiamo superare questo lutto se non sappiamo la verità. Abbiamo bisogno di sapere la verità. Forse dopo andremo avanti con più calma, con più tranquillità. È un caso davvero incredibile questo, ci sono tantissimi dubbi. Male forse, nato in tutti i sensi male, senza dar colpa a nessuno. Io sono convinta che gli inquirenti hanno fatto il loro lavoro, però forse bisognava farlo prima. Farlo un po' meglio? Un po', dai. È umano sbagliare, no? L'importante è che non sbaglino oggi. Ci sono tanti dubbi sui sacchi neri in cui è stata trovata, sullo suo stato. Non ci sono le sue impronte, non c'è la sua saliva, non c'è il suo sangue che le è colato dal naso, dalla bocca. Perché non c'è il sangue dentro i sacchetti? No? Le mani, com'è che fa cadere una e mette il dorso invece, cioè è istintivo, anche i bambini che cominciano a camminare quando cadono la prima cosa che fanno mettono le mani davanti, no? E lei le ha messe così, dai, su. Chi era Liliana? Com'era? Era una persona che era triste? No, Liliana era una persona seria, era una persona che le sue cose le risolveva, non chiedeva aiuto a nessuno, dopodiché c'erano cose importanti di famiglia che le veniva a raccontare, ma questo poteva succedere anche 6, 7, 8 mesi dopo, un anno dopo, non è che le raccontava subito, però le raccontava con i suoi tempi e a modo suo. Liliana era una persona che non meritava questa fine. Non meritava questa fine. E attendiamo tutti di sapere come si esprimerà il giudice, se accettare l'archiviazione o se mandare avanti le indagini. E noi speriamo in questo, siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Silvia, grazie, lei rimarrà qui ovviamente fino alle 10. Sì. Va bene. Grazie a voi. Grazie, casomai ci rivediamo dopo. Grazie, buongiorno. Provo a vedere se riesco a sentire anche, vediamo, perché poi qui ci sono anche nostri colleghi che giustamente stanno lavorando, gli rubiamo un minuto a Nicolò Giraldi, responsabile di Trieste Prima. Nicolò, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo in diretta a Sveglia Trieste, c'è Bernardo che ci ascolta e allora io ho già sentito un po' tutti, come anche tu hai parlato con questa gente qui per chiedere verità per Lilli, i parenti ci sono, non c'è Sebastiano, non c'è Veronica Resinovic e quindi insomma
Entreremo poi a vedere e sentire cosa succederà, ma la pronuncia vera e propria arriverà con la riserva che verrà sciolta, credo, nei prossimi giorni. In genere succede così da parte del GIP. Certo, oggi è una data abbastanza simbolica, si è parlato di giro di boa, no? Su un caso che ha tenuto con il fiato sospeso buona parte dell'opinione pubblica italiana e ovviamente ha innescato un dibattito, un'analisi e delle, tra virgolette, anche delle indagini parallele per certi versi, no? Con quello che il procuratore capo Antonio De Nicolò ha definito il circo mediatico per certi versi, no? Durante i lunghi mesi che hanno contraddistinto le indagini, oltre 2800 pagine di fascicolo, mesi e mesi e mesi di indagine per tentare di arrivare a quella che potrebbe essere la verità, o quantomeno il giro di boa. Vedremo cosa deciderà il giudice Luigi Dainotti, il GIP, se deciderà di archiviare o se deciderà invece di disporre nuove indagini. È tutto molto aperto, i familiari si aspettano chiaramente un passo decisivo da parte della magistratura per andare verso la riapertura, delle indagini, mentre la procura sostiene esattamente il contrario, sostiene che sia suicidio. Le 16 pagine di relazione del pubblico ministero, Maddalena Kerja, parlano molto chiaro, per loro è suicidio e resterà suicidio. Chiaramente nel momento in cui il GIP dovesse disporre nuove indagini, ecco che si aprirebbe una nuova stagione per certi versi del caso Resinovic. Mi immagino che si debba andare in questa direzione. Certo che i consulenti anche che assistono la famiglia di Liliana potrebbero puntare su alcune cose, ad esempio non furono trovate impronte di Liliana sui sacchi neri, e questi sono dei piccoli dubbi che potrebbero magari far decidere al giudice diversamente dall'archiviazione, ma anche no. Poi ci sono tantissime trasmissioni, Nicolò, anche a livello nazionale, che hanno fatto ore e ore e ore di diretta su questo caso. Per carità, bisogna anche riempire i palinsesti, però è anche vero che è un caso incredibile. Beh, certo. Io vengo da una settimana di ferie, da una settimana di cammino, dove le persone sostanzialmente con cui camminavo mi chiedevano anche del caso Resinovic, e in tanti mi hanno fatto la stessa domanda: ma com'è che si è arrivati alla confidenza di chiamarla Lilli e non chiamarla signora Liliana Resinovic? Ecco, questo secondo me potrebbe essere uno dei punti tra virgolette di discussione, per cercare di capire che appunto il caso è sì finito sulle pagine di tutti i giornali e le televisioni hanno riempito i palinsesti e viva Dio, è il nostro mestiere e più o meno si fa così. È altrettanto vero che probabilmente si è andati a invadere per certi versi anche una sfera di privacy, una sfera di riservatezza che il caso probabilmente necessitava. D'altronde è diventato un caso di opinione pubblica e quindi di conseguenza tutti si sono sentiti, una metafora di quella calcistica, no? I 60 milioni di allenatori di calcio in Italia, e avevamo 60 detective della serie, no? Avevamo 60 milioni di direttori della squadra mobile o procuratori della Repubblica, per certi versi, o pubblici ministeri. Quindi questo senza nulla togliere chiaramente al dramma e alla sofferenza delle famiglie e di chi è chiaramente direttamente coinvolto nella vicenda. Vedremo, è un caso sicuramente complesso, ci sono stati dei passaggi che non hanno convinto chiaramente i legali di parte della famiglia, i consulenti, chi ha dato una mano per tentare di arrivare alla verità, o quella che potrebbe essere una verità abbastanza vicina. Dopodiché, come tutti i casi, c'è chi dice le indagini sono partite in ritardo, i cellulari sono stati sequestrati in ritardo, però poi a leggere le carte dell'indagine si capisce che la squadra mobile e gli investigatori hanno fatto veramente tanto e hanno indagato tanto. È vero, ci potrebbero essere delle cose magari su cui indagare maggiormente, però non spetta a noi, e il procuratore capo della Repubblica, De Nicolò, l'ha detto chiaramente: a noi tra virgolette non interessa sapere cosa è successo dal 14 dicembre alla data del ritrovamento del cadavere, che è quindi circoscritta tra il 2 e il 3 di gennaio, ci fanno gli agguati di... Sì, intanto poi il nostro Guido stava anche mostrando, mentre noi parlavamo, le persone che sono qui presenti, tanti familiari, o meglio, tanti conoscenti. Sì, anche tanti giornalisti, se vogliamo dirla tutta, il procuratore capo ha detto, chiaramente,
dal 14 dicembre al 2-3 gennaio a noi non interessa, tra virgolette, no? Sapere dove fosse Liliana. Il fascicolo è aperto per sequestro di persona e sostanzialmente se non c'è quell'ipotesi di reato il caso appunto è stato, la richiesta di archiviazione è stata inviata, quindi di conseguenza vediamo, il tutto è chiaramente complesso, però insomma si spera che si possa arrivare insomma, a dare come dire, degna conclusione al tutto, insomma, quantomeno che gli investigatori e gli inquirenti insomma, dicano chiaramente una fine a questo. Mettere la parola fine al caso, insomma, anche perché non mi immagino che il caso si possa trascinare per altri anni, anche in caso di disposizione di nuove indagini, ecco, insomma, bisognerebbe cercare di capire in che direzione andare. Certo. Allora buon lavoro Niccolò Giraldi, grazie a voi. Grazie a Niccolò Giraldi, responsabile Trieste Prima. Io Bernardo invece a questo punto ti lascio con le immagini, adesso vediamo anche se metterci un attimo a cavalletto, anche perché per essere un po' più comodi chiedo alla regia quindi anche di dare un occhio ai nostri movimenti e poi noi Bernardo entreremo, che ore sono? Entreremo fra un po', credo fra pochi minuti in realtà, così vedremo anche l'ingresso magari degli avvocati, vediamo se riusciamo anche a parlare con loro dentro l'aula, o meglio fuori dall'aula dell'udienza delle indagini preliminari. Bernardo, ti restituisco la linea. Grazie Gianluca e a tutte le persone che hai intervistato e hai coinvolto in questi collegamenti. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Si è stufato. Probabile. Buongiorno. Ok, via Bonomo avevamo detto, non ci spostiamo di tanto dall'area di riferimento della circoscrizione. In via Bonomo insiste il problema di una situazione di degrado, di una situazione di confusione, dettata poi da problemi che hanno, per amor del cielo, anche delle problematiche relative all'alcolismo o ad altro, però poi di contro i residenti dicono ho capito, ma perché dobbiamo pagare noi le conseguenze diciamo di forse una mancata presa in carico come i cittadini si aspettano di queste persone? Il problema come si risolve in quel caso? A parte che è un problema difficile da risolvere, quello che io mi sento di dire è che troppo spesso il cittadino, mi viene da dire normale, il cittadino qualunque che fa la sua vita, che fa le sue cose, che va avanti con la sua quotidianità, si ritrova a essere quasi, lui deve sopportare tutto perché è bravo, perché è tranquillo, mentre chi delinque o comunque in parte si comporta non in modo tradizionale, diciamo così, viene viene protetto. In quella zona lì sono stanziali ormai molti frequentatori che fondamentalmente questa diciamo, le persone che frequentano quella zona, che in realtà sono in gruppo con schiamazzi, con varie cose, poi fanno anche uso di stupefacenti, insomma c'è tanta cosa, c'è tanto in ballo. Gli educatori di strada possono essere una soluzione? Sì, infatti, questo stavo arrivando, perché c'è sia da una parte c'è un controllo che la polizia sta attuando in quella zona, perché diciamo assolutamente hanno avuto segnalazioni da parte nostra, della circoscrizione, del comune, insomma ci sono stati vari interessi e loro hanno assolutamente capito la difficile situazione e fanno spesso delle incursioni nella zona, sia polizia locale che la polizia che i carabinieri si coordinano assieme per intervenire. Chiaramente il momento stesso in cui loro arrivano, spariscono tutti, poi questi tornano come questi se ne sono andati via. Con il comune abbiamo anche avuto modo di parlare con l'assessore De Blasio e non ancora con l'assessore in carica, perché avevamo avuto contatti ancora con l'assessore Grilli, per appunto portare avanti un progetto di educativa di strada che sembra effettivamente che abbia riscontrato l'ok da parte degli uffici del comune e spero prima possibile entrerà in atto, e quindi riuscire a interagire con queste persone in modo da
in qualche maniera accompagnare la loro vita in qualcosa di un po' più utile di quello che stanno facendo. Quello che a me dispiace sempre è vedere queste persone che buttano via la loro quotidianità. Dopo c'è un gruppo di anche giovani che si stanno purtroppo avvicinando a tutto questo, causa pandemia, causa 1000 problemi della nostra società che ultimamente e diventa sempre più difficile per la persona più debole riuscire a sopravvivere a tutto questo, a tutti i cambiamenti repentini che ci sono, non c'è più il domani e diventa sempre più un punto di domanda. Certo. E quindi effettivamente sia i giovani che i meno giovani, più fragili, hanno grosse difficoltà nell'adattarsi. La società deve cercare di aiutarli, ma non può assisterli, questo è il mio pensiero, non può assisterli lasciandoli buttare via la loro vita, deve assisterli cercando di recuperare la loro vita, perché non è giusto che un ragazzo di 20-25 anni già ha la croce sopra che non avrà mai un futuro e sarà solo ai margini della nostra società sarà quasi un fastidio alla fine. Leggo una mail che come oggetto ha sesta circoscrizione, anche la circoscrizione assieme ad altre è invasa da deiezioni canine abbandonate nelle prime ore del mattino e dopo le 8 serali. È un problema serio che non va inquadrato nella mancanza di educazione e senso civico, ma piuttosto nell'illegalità, che quindi va combattuta. Perché il Comune stenta ad intervenire drasticamente nonostante le nuove assunzioni? Saluti Enrico. È un problema che riscontra? Sì, assolutamente sì. C'è qualche zona particolarmente colpita? Ma la cosa che a me lascia sempre... Io avevo un cane fino a qualche anno fa, la mia piccolina di vecchiaia se n'è andata. Però io ricordo benissimo che si faceva i giri, quando uno ha un cane, banalmente fa sempre lo stesso percorso, quindi anche i proprietari di cane che lasciano le deiezioni del loro cane, cioè se lo ritrovano anche la mattina dopo, il pomeriggio dopo, cioè io questo non riesco a capire, perché veramente il cane di per sé è abitudinario, quindi cioè tu il giorno dopo ci passi e te lo ritrovi lì, ma com'è? È una maleducazione. Il Comune ha le multe, ha la possibilità di fare, ci sono adesso le nuove assunzioni, della polizia locale. Quindi la polizia locale provvederà pian pianino anche a farlo, però è molto difficile, è facile dire mandiamo la polizia, ma devi cogliere la persona al momento, il cane sul fatto, è la persona che non raccoglie, quindi non è facilissimo. Quello che io mi sento di dire è che tante volte invece noi che non abbiamo cani, mi metto anch'io purtroppo adesso in questo gruppo, rischiamo di guardare male la persona. Lo dico perché mi è successo, c'avevo il cane che faceva i suoi bisogni e già mi guardavano male perché ancora non raccoglievo, ma dovrà farla prima di raccoglierla, no? Quindi ci sono tante cose che siamo pronti a criticare subito. Poi invece in realtà dovremmo un attimo anche dar fiducia alle persone. Sono d'accordissimo che la situazione delle deiezioni è vergognosa, negli ultimi anni è peggiorata tanto. Io il motivo per cui questo succede non lo conosco, posso soltanto ipotizzare che sia una mancanza di educazione civica e mancanza di rispetto verso gli altri, perché questo avviene non solo per la deiezione canina, ma anche per la macchina in seconda fila, ma anche per il momento stesso in cui tu guidi e non lasci passare il pedone, quando tu sei in macchina e devi assolutamente a tutti i costi correre avanti all'altro per superare, cioè sono tante piccole cose che anziché renderci comunità ci rende egoisti e nemici uno dell'altro, cioè c'è questo continuo essere... È probabilmente un aspetto della società di oggi che ci mette in condizione di essere egoisti e rivali, perché penso io che c'è una situazione diciamo di povertà, ma non per forza economica, anche culturale, e quindi a un certo punto se io mi ritaglio il mio per avere quello che ritengo sia giusto per me, non mi interesso degli altri. Invece è sbagliatissimo, perché la comunità va avanti se tutti quanti facciamo rete. Mi viene sempre da pensare alle formiche, che sono una cosa molto piccola, ma che assieme
Le api, cioè quando sono gli insetti piccoli che hanno queste comunità molto organizzate, molto lavoratrici, si aiutano e riescono a fare cose incredibili. A sopravvivere. Sì, l'individuo ci sta, ma dell'individuo da solo non va da nessuna parte. Le leggo un'altra mail. Prego. Ringrazio pubblicamente la signora Odorico per la sua premura per essersi dedicata a Via Cumano e Scomparini. Mi dispiace di non aver potuto partecipare all'incontro di martedì scorso, grazie ancora Silvana. Silvana, sì, una residente che mi ha contattato tramite la mail che abbiamo a disposizione adesso come consiglieri circoscrizionali, e quindi effettivamente sì, ho cercato di fare quello che potevo. Adesso vediamo se riusciamo a fare ancora un passaggio, perché il problema non è risolto, quindi dobbiamo lavorarci ancora. Ecco. Altra mail dice: buongiorno, volevo chiedere come mai, essendo super città turistica, da venerdì 2 giugno le strade sono lerce, cestini pieni di immondizie, non si vede un operatore ecologico spazzare le strade o una macchina che lavi le strade. I portici di Chiozza sono un lerciume, in altre città turistiche questo non succede. Cosa ne pensa? È forse esploso in maniera un po' improvvisa il turismo in città? Adesso io non vorrei drammatizzare come correttamente può anche scrivere il telespettatore che avrà visto una situazione e l'avrà segnalata. Come diceva lei, però magari bisogna dare tempo anche, può essere che il venerdì 2 giugno, il sabato 3, la domenica 4 non vi era una pulizia, ma magari questa mattina alle 6 era tutto pulito, quindi anche lì bisognerebbe capire come funziona. Esatto, qualche volta diciamo in linea generale le pulizie, anche la raccolta dei rifiuti è qualcosa che non è programmato, ma non sempre alla stessa ora, perché si sa che il bottino viene svuotato non sempre allo stesso giorno, non sempre alla stessa ora, proprio per non dar sempre fastidio, sempre alla notte, sempre la mattina, eccetera. Quindi effettivamente bisognerebbe vedere dopo se le cose sono cambiate. Io credo che dobbiamo cambiare passo, perché essendo una città che sta esplodendo dal punto di vista turistico, ci vogliono dei cambiamenti rapidi e forse anche delle scelte diverse, però anche il triestino deve cominciare a entrare in un'ottica un po' differente. Esatto, perché non possiamo veramente, se vogliamo essere veramente una città turistica a livello delle grandi, dobbiamo anche noi adattarci a un certo tipo di cambiamento, di vita, e fare delle rinunce per avere altro. Ecco. Allora mi chiede la linea Gianluca Paladin, vediamo se è possibile collegarci con lui nuovamente prima della pubblicità. Gianluca, di nuovo a te. Sì, grazie Bernardo, siamo in compagnia di Giampaolo Sarti, il piccolo, anche lui ha seguito fin dall'inizio il caso intorno a Liliana Resinovic e adesso siamo qui in tribunale alle 9, dovrebbe essere già iniziata la Camera di Consiglio, quindi adesso vediamo, o poi saliremo anche Bernardo, dove appunto verranno ascoltate anche le motivazioni delle parti interessate, gli avvocati che assistono alla famiglia della donna, per capire se si può riaprire il caso. Poi il giudice con tutta probabilità si dovrebbe riservare con la decisione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Giampaolo, in genere funziona così. Abbiamo due scene, quella delle persone che sono qua fuori, i familiari non soltanto, a chiedere verità, e abbiamo un palazzo di giustizia che chiede verità, ma c'è un intero paese, oltre che Trieste naturalmente, che domanda chiarezza, che domanda verità su questo caso. È possibile che una donna trovata con la testa infilata in 2 sacchi, quelli che si usano per la verdura al supermercato, nemmeno stretti in qualche modo, e poi avvolta in 2 sacchi neri, uno dalla parte della testa e uno dalla parte delle gambe? È possibile che una donna si sia suicidata così? Senza le sue impronte su quei sacchi? Nessuna impronta. Quante volte lo abbiamo detto? Bene, le persone, i familiari, l'Italia tutta vuole verità su questo caso. Per una questione di giustizia, per una questione di chiarezza, per una questione di giustizia nei confronti di Liliana e dei familiari. Ora, cosa potrebbe succedere oggi? Il giudice potrebbe archiviare in mancanza di elementi nuovi, chiari, che possono dettare, indirizzare una nuova strada investigativa. Oppure una delle parti potrebbe aver trovato un dettaglio importante tale da indirizzare di nuovo le indagini. Ora, abbiamo guardato tutto il fascicolo, faldoni enormi, e sinceramente
non ci pareva ci fosse un'altra strada per poter in qualche modo dubitare nei confronti di alcuni dei protagonisti. Attenzione, non è un giudizio morale, perché il giudizio morale è tutto un altro discorso, è un giudizio puramente giudiziario e investigativo. Non sembra ci siano altri elementi, perché dopo che hai fatto un'autopsia e dall'autopsia non emerge nessun elemento utile che porti verso la direzione dell'omicidio, dopo che hai scandagliato, hai intercettato, hai fatto di tutto, non c'è nessun elemento che possa portare a indagare qualcuno. Se non indaghi qualcuno, che fascicolo tieni aperto? Perché dovresti riaprire le indagini? E ripeto, ci sarebbe poi da parlare sul discorso morale delle persone che ruotavano intorno a questa povera persona, perché questo è un altro tema, ma né io né te probabilmente è corretto che lo facciamo, insomma. Assolutamente. Bernardo, io su questa disamina di Giampaolo Sarti, che ha riepilogato molto bene tutto quello che è emerso in quest'anno e mezzo su Liliana Resinovic, ti ricedo la linea. Ovviamente grazie a Giampaolo Sarti del Piccolo. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie Bernardo, a te la linea, noi entriamo in tribunale. Grazie a Giampaolo Sarti del Piccolo e a Gianluca Paladin, che ritroveremo tra poco. Ringrazio anche Barbara Odorico, che è stata con noi questa mattina fra via Cumano, via Bonomo, e poi anche un po' di commento su quello che stiamo assistendo. Abbiamo passato quest'ora assieme. Alla prossima. Volevo soltanto ricordare l'indirizzo mail della circoscrizione, che chi volesse contattarmi per qualsiasi problematica, barbara.odorico@comune.trieste.it. Così ogni segnalazione può essere indirizzata all'attenzione della consigliera della circoscrizione in quota Forza Italia. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Prendiamo la nostra diretta con Sveglia Trieste in compagnia del capogruppo della lista Russo, Franco Paolo Altin. Ben trovato. Buongiorno a tutti e tutte. Con il collegamento, come abbiamo visto anche prima, in compagnia di Gianluca Paladin, fuori dal Tribunale, dove si sta diciamo, svolgendo questo momento di sit-in per la richiesta di verità del caso Resinovic. Da pochi minuti è cominciata questa udienza che andrà a decidere se il caso sarà archiviato oppure riaperto, domanda che hanno posto i familiari di Liliana proprio in merito allo sviluppo delle indagini, contraria all'archiviazione che di fatto bolla come un suicidio il caso Resinovic. E poi con Gianluca Paladin capiremo anche dall'interno delle aule del Tribunale, per voce degli avvocati, per voce delle parti chiamate in causa, se ci sono dei dettagli che possano far pensare alla riapertura del caso. Nel frattempo, in compagnia di Paolo Altin, andiamo a commentare innanzitutto una mail che però anticipo, diciamo, con le dichiarazioni del sindaco, quindi quando ci sarà possibile poter risentire cosa ha detto il sindaco di Piazza il 2 giugno in merito a questa nuova apertura del locale in via Dante che vende torte Sacher e non solo. La richiesta da parte di Luca Marsi, collega della testata online Trieste Caffè, verteva soprattutto sul prezzo della fetta di torta, 8,90 €. Sentiamo cosa dice di Piazza. È un grande orgoglio, perché è il primo negozio che viene via da Vienna, per cui Trieste mi fa molto piacere, c'era piena di gente, e poi è sempre bello mangiare una fetta di torta sacca. Sulle polemiche riguardo i prezzi della fetta singola? Ma insomma basta polemica, io sono un ottimista, insomma se hai i soldi vai, se no guardi. Sindaco, e allora Altin le leggo una mail e poi le lascio un commento. Buongiorno, Caffè Sacher, il sindaco ha detto basta polemiche, se si hanno i soldi si va, altrimenti si guarda. Non pensate che una frase del genere detta dal primo cittadino sia una mancanza di sensibilità e di rispetto nei confronti di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese, nei confronti dei poveri di questa città e non minimizzare o peggio giustificare una frase che sa di schiaffo nei confronti di chi lotta per mettere in tavola un pasto caldo, abbia almeno la decenza di chiedere scusa sempre se il suo ego glielo permette. Un commento da parte sua, Altin. Ma diciamo che è un commento fatto da parte di chi evidentemente non ha nessun problema a spendere quasi 9 € per una torta. È evidente che se invece così non fosse stato ci sarebbe stata un'attenzione maggiore, perché condivido in pieno quello che la signora scrive da casa. Questo è uno degli effetti dello sviluppo turistico di questa città.
l'imprenditore del Sacre viene a Trieste ad aprire il primo punto vendita al di fuori del paese, ma questo ha delle conseguenze positive perché ci saranno nuovi posti di lavoro, ma potrebbe avere anche delle conseguenze negative, ad esempio nei confronti di chi esercita un'attività simile, sale da caffè e da tè proprio lì nei dintorni, in prossimità di questo esercizio nuovo. Ma leggevamo oggi sui giornali il problema dei parcheggi. Sì, e oggi proprio lo vediamo, parcheggi esauriti ogni weekend, TTP da studiare nuove soluzioni, è una delle pagine del PIL. È bello essere una città turistica, ma poi bisogna programmare, bisogna studiare delle strategie per poter essere città turistica. Non basta bearsi, dire come siamo orgogliosi che aprano qui un negozio di torte, bisogna anche fare delle mosse concrete affinché la città non venga intasata dai parcheggi, affinché fuori dal Park San Giusto non ci sia una fila che blocca tutto il traffico fino alle rive. Insomma, da tempo si dice che è evidente che un parcheggio in centro città non è necessariamente la soluzione del problema, ma qui si gode solamente delle persone che arrivano e poco si fa, secondo me, per dare una risposta strutturale ai turisti che vengono qui. Aggiungo ancora una cosa, quando una città diventa turistica lo sapete che i prezzi aumentano. I prezzi aumentano non solo per chi viene da turisti in città, ma anche per chi ci vive. Mi auguro che si ragioni anche in questo senso, come si diceva altre volte, ad esempio sulla differenziazione di alcune tariffe, ad esempio del trasporto pubblico. Che altre soluzioni si possono prendere per i posteggi, per diciamo, veicolare meglio i flussi? Cioè, se lei dovesse proporre qualcosa, immagino che lo ha già fatto. Oltre alla cabinovia. Oltre alla cabinovia. Dico, anche in Consiglio Comunale magari verrà riaffrontato questo argomento. Si parla dei posteggi esterni al centro, sebbene diciamo non così lontani come Campo Marzio, come un potenziamento del Silos. Sono queste strade percorribili? Le uniche, le più fattibili, le più pratiche? Si stanno in questo momento, da quanto ne so, il Comune ha alcune idee, sicuramente il Porto Vecchio dovrebbe ospitare un parcheggio multipiano, da quanto ne so, c'è questa idea del parcheggio sotterraneo sotto le rive, ma il fatto è che i parcheggi non sono solo una soluzione, ma sono anche un attrattore di traffico, quindi se io so che lì c'è il parcheggio vengo portato, come il Park San Giusto, sapendo che lì c'è il parcheggio le macchine si buttano lì, vanno tutte lì e creano l'intasamento. Quello che sarebbe bello sarebbe pensare ad una, come dicevo altre volte, una cinta di parcheggi leggermente al di fuori del centro, investire su quelli, su un trasporto pubblico magari gratuito che porti le persone dai parcheggi hub sino al centro. In questo modo si sgraverebbe un po' la città che in effetti in alcuni casi ha un traffico che è insostenibile anche per chi ci passeggia, anche per chi ci vive, insomma. Poi i prezzi anche dei posteggi, si parla anche di quelli di Roiano che sono diciamo fuori dal giro turistico diciamo per antonomasia, sebbene poi le persone che si muovono in città alla scoperta della città girano un po' tutti i rioni, però possiamo dirlo con abbastanza con certezza che la parte della padrona la fa la zona del centro, però si parla anche dei costi del posteggio. Lei dice una città turistica diventa più cara e quindi diventa più cara anche per i residenti. Già il posteggio non è regalato, c'è il rischio che si arrivi a un aumento anche lì? Ma non vedo perché no. D'altra parte abbiamo assistito alla trasformazione di diverse aree di parcheggio da gratuite a pagamento, con la gioia di chi frequenta ad esempio i bagni portuale ferroviario e si trova questa bella sorpresa. Ma nei progetti di Roiano mi risulta che i parcheggi siano a pagamento. C'è stato un intervento in zona Valmaura, anche lì a pagamento. La fiera, sul progetto dell'ex fiera, mi pare di capire che anche lì ci saranno parcheggi a pagamento, per cui bisognerebbe magari differenziare, no? Creiamo dei parcheggi a un prezzo calmierato o gratuito per i residenti e poi lasciamo dei parcheggi ad uso turistico. A rotazione. Poi sulla fiera volevo spendere due parole. Vediamo intanto le immagini dall'interno del Tribunale, questa è l'aula dove poi penso si stia svolgendo già o si starà prossimi a iniziare questa udienza. Gianluca, sei di nuovo con noi, buongiorno. Sì,
Prego. Sì, esatto, siamo con le immagini, adesso la porta si sta chiudendo davanti a noi, la stanza 290 del giudice delle indagini preliminari, il GIP Luigi Dainotti è appena entrato, le parti sono entrate, c'è dentro Nicodemo Gentile, l'avvocato dell'associazione Penelope, c'è anche Paolo Bevilacqua invece, l'avvocato che segue Sebastiano Visintin, che come annunciato, come promesso non è venuto, quindi è una delle quelle persone che non è riuscita a venire, così come anche Veronica Resinovic, mentre sono presenti, è appena entrato il fratello di Liliana Resinovic, Sergio, che ha preso posto in aula. Il Camera di Consiglio inizia praticamente adesso, Bernardo, che sono quasi le 9:20, perciò potremo attenderci che nel giro di un'oretta circa dovrebbero uscire, ripetiamo quello che abbiamo detto fin da subito, il giudice per le indagini preliminari con tutta probabilità riserverà la sua decisione, nei prossimi giorni si riserverà di decidere, perciò vedremo come andrà. C'è chi è sicuro che deciderà di proseguire con le indagini, anche perché questa, se mi passate il termine, è una patata bollente, se vogliamo, visto che insomma è una bella decisione decidere per l'archiviazione o meno, ma potrebbe ovviamente, anche in base appunto alle analisi fornite dai periti della procura che escludono ogni intervento esterno nella morte della donna, potrebbe tranquillamente decidere di archiviare il caso, ovviamente, che è una soluzione sicuramente che diciamo, è la richiesta della procura, ecco. Quindi è chiaro che questa potrebbe essere l'ipotesi più accreditata, ma c'è la possibilità che vadano avanti le indagini, proprio in virtù del fatto che il caso è comunque delicato. Certo che anche a livello mediatico anche noi come categoria ci abbiamo messo del nostro, perciò lo avete visto anche voi, i riflettori sono tutti su Trieste, oggi ci sono le troupe delle trasmissioni giornalistiche nazionali, perciò è chiaro che la situazione è questa. Qui siamo in corridoio, al secondo piano del Tribunale, davanti all'aula del GIP, ci sono i colleghi che abbiamo sentito anche prima, i fotografi, i giornalisti appunto, che attendono di sapere l'esito di questa giornata, ma ripetiamo, potremo darci appuntamento a fra qualche giorno, Bernardo, per sapere la decisione del giudice Dainotti. Io ti ricedo la linea e niente, siamo qua, Bernardo, ovviamente qualsiasi momento abbia delle novità te lo farò sapere al più presto. A te la linea. Grazie Gianluca, dobbiamo andare in pubblicità, poi al TIN sulla fiera io vorrei capire. C'è stata quella frase dell'assessore Rossi, no? Le 7 anni di balle, cioè insomma c'è un po' di fermento anche attorno all'area dell'ex fiera, in attesa che poi partano questi lavori per creare quel nuovo complesso fra residenziale e commerciale che si sta aspettando. Pubblicità e poi ne parliamo. Con le immagini del corridoio del Tribunale, noi in compagnia di Paolo Altin, capogruppo della lista Russo Punto Franco in Consiglio Comunale, continuiamo con la nostra trasmissione. Dicevo della ex fiera, l'opposizione ha chiesto un Consiglio Comunale ad hoc perché si vuole capire di più su questo progetto che adesso non sta per nulla decollando. Ma sì, stiamo formalizzando questa richiesta che poi vediamo. Speriamo possa essere accolta in tempi brevi, di un consiglio straordinario sul tema dell'ex fiera, perché ci sembra centrale non solo per chi vive lì intorno, ma anche per tutta la città. Ha suscitato un po' di sorpresa, ma non troppa, quella mail che l'assessore Rossi ha mandato definendo la situazione come 7 anni di balle. E quindi credo sia il caso, non so, di fare una riflessione insieme, tutti quanti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione sulla questione. E poi di recente si è sviluppato un po' uno scambio, c'è stato uno scambio di battute tra il comune e tra l'imprenditore, e sembra che ognuno rimpalli un po' le responsabilità all'altro, cioè pare che qualcuno dica non mi hai dato quello che ti ho chiesto, e l'altro gli dica ma è da tempo che io aspetto che tu me lo chieda. Okay. Insomma, una situazione che fa sorridere, con un sorriso amaro. Penso a tutte le persone che abitano lì intorno, che si trovano a questo cantiere con delle demolizioni avviate e poi stoppate, con la promessa e come al solito l'annuncio roboante
che lì si sarebbe creato un centro commerciale da decine di migliaia di ingressi al giorno con parcheggi, negozi e quant'altro, quando invece ancora nulla non c'è. Ma quello che è da sottolineare, se posso, Bernardo, è che non c'è solo il progetto sull'area ex fiera, ma collegato al progetto della fiera c'è l'area antistante la fiera, quel piazzale che dovrebbe essere completamente ridisegnato, con delle aree giochi per bambini nuove, degli spazi per chi ha i cani, un'area verde completamente ridisegnata, una viabilità modificata, ma se questo tipo di intervento, che è un intervento assolutamente pubblico, è ancorato a un intervento privato che è bloccato da così tanto tempo, ecco, credo sia un fatto grave, perché ben venga dare la possibilità al privato di realizzare le proprie iniziative, ben venga che il privato si renda disponibile a investire anche in delle parti ad uso pubblico, però ci sono dei tempi che devono essere rispettati, quindi penso che della riqualificazione di quell'area le persone abbiano bisogno ora e non tra 5 anni. Oltretutto ci sono delle mail anche in tal senso, ma ne leggo un'altra che dice, un attimo che la carico. Buongiorno, ha ragione il sindaco, basta polemiche, questo è un locale gestito da viennesi, la torta viene portata da Vienna e pensavate che potesse costare 2 euro a fetta se uno ha la possibilità e entra, altrimenti se ne va da un'altra parte, scrive Loredana. Beh, certo, è anche vero questo, però io credo che quando uno è un sindaco deve guardare sia all'interesse di chi apre un esercizio commerciale sia all'interesse degli altri cittadini che in questo momento alcuni fanno molta fatica, quindi non credo sia un prezzo normale 8,90 euro per una fetta di torta. Io francamente preferisco comprarmi 2 pinze magari allo stesso prezzo che una fetta di torta, sinceramente. Una mail dice: buongiorno, hanno fatto tante polemiche per i prezzi del caffè Sacher senza forse sapere che hanno gli stessi prezzi di Vienna, in linea pertanto con i costi della ditta Sacher. Esatto, in linea con i costi della vita di Vienna e con i redditi di Vienna, che non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli nostri. Altra mail dice: certo che le uscite del sindaco sono veramente vergognose, quindi chi ha soldi vive, chi non li ha muore di fame. Questo è un sindaco giusto? Vogliamo questo? Strafottente e se vogliamo parecchio ignorantello, scrive un'altra telespettatrice. Era una battuta, no? Va detto certo. Insomma, va detto che era una battuta, però magari infelice. Sacher era fornitore della casa imprenditoriale a Vienna, tra i suoi clienti c'erano il principe Rodolfo e Sissi, inoltre servivano i pranzi a Schönbrunn, quindi è storicamente un marchio di superlusso. Chi non lo sa evidentemente ignora la storia. Se vado a Milano a bere un aperitivo in via Monte Napoleone e a Roma in via Condotti non posso pretendere di pagare lo stesso prezzo di San Giacomo a Trieste. Saluti Enrico. Qui diciamo la gente si divide fra chi ritiene è un imprenditore privato, fa il prezzo che vuole, fa i suoi, e chi invece dice perché non commisurarlo a quello che è un po' il tessuto, no? Ma se uno vende, siccome si tratta di persone assolutamente avvedute, se vendono una torta, una fetta di torta a 8,90 euro qui, evidentemente hanno fatto degli studi che gli permettono che gli consentono di farlo. Quindi se vendono una fetta a 8,90 euro sanno benissimo che qui c'è un mercato di persone che compra una fetta di torta a 8,90 euro, quindi in bocca al lupo all'esercizio commerciale. Attenzione che però quando veniamo paragonati a Via dei Condotti o ai Navigli o da altri luoghi in giro per le città, ecco, rendiamoci conto che noi siamo a Trieste. Se dobbiamo fare questo salto facciamolo fino in fondo, ma è come dire, facciamolo anche con delle contromisure per gestire questo tipo di svolta turistica della città. Ancora una mail. Volevo intervenire sull'ormai sostenibile problema parcheggi a Roiano. L'attuale amministrazione comunale sta mettendo a dura prova e direi provocando gli abitanti del rione in questione. Aumentano i cantieri per lavori pubblici e anche privati, il costruendo parcheggio per ora resta lontano dalla sua apertura, tra l'altro credo che non risolverà un bel niente o poco, e in un contesto del genere addirittura diminuisce il buon senso della polizia locale, che fa multe come se gli abitanti del posto parcheggiassero in divieto per un capriccio e non per indisponibilità di posti auto. Trovare il posto qua a Roiano da una certa ora del pomeriggio in poi significa perdere più o meno un'ora e inquinare alla faccia delle politiche green e della sostenibilità. Peggio è rendersi conto che tra l'attuale amministrazione comunale e quella che poteva essere al suo posto, Trieste sarebbe caduta male in entrambi i casi, scrive Luca. Quindi non avrebbe visto bene eventualmente neanche la lista Russo. Neanche per chiunque. Vabbè, ma se a uno non viene data la possibilità di fare, difficilmente lo si può giudicare in questo modo.
In ogni caso lo capisco, ho diversi amici e anche qualche persona che lavora con me che abita lì nei dintorni, ha subito numerosi disagi, è diventata praticamente una gincana la strada per poter entrare a casa. Ma come al solito io credo che con le persone si debba fare un patto, no? L'amministrazione faccia un patto e debba dire: questa è l'idea che abbiamo, questi sono i tempi che ci servono per realizzarla e questi sono i disagi che il cittadino, me ne scuso, ma dovrai affrontare. Io metto in campo queste misure per cercare di crearti il minor problema possibile. Poi sappiamo che invece questi patti non vengono mantenuti perché i cantieri si protraggono molto più del previsto e le situazioni poi, il progetto non prevedeva tutta una serie di questioni che poi emergono, come il Rio nel caso Martesini di Aroiano. Ma ad esempio su Roiano mi viene da dire una cosa che non c'entra con i parcheggi ma riguarda il nuovo asilo, no? Ma ora io non lo so se ci sono delle novità, magari lo chiederò anche all'assessore Matteoni, ma stando a una risposta data qualche tempo fa a una mia richiesta, ancora non sappiamo bene quando partirà l'asilo di Roiano. Non si sa se sarà pronto per il prossimo anno scolastico. Ma non è una cosa da poco. Se io penso a delle famiglie, io ho 3 bambini, se penso alle famiglie che si devono organizzare, penso che cambi un attimino sapere se possono iscriverlo vicino casa. Anche perché una lista di iscrizione per quell'asilo non è stata aperta, per cui il Comune dovrà decidere se l'asilo sarà disponibile a settembre, come fare un travaso evidentemente di iscritti, o aprire una lista nuova, però con quelli già iscritti altrove che si lamenteranno perché non hanno potuto iscriverli lì, oppure un travaso. O una lista di riserva, sì. Voglio dire, io credo che le persone, i cittadini, le cittadine siano capaci di sopportare alcuni disagi, no? La galleria di Piazza Foraggi ce lo insegna, però va data anche ai cittadini una prospettiva, insomma, concreta, cioè meno annunci, meno rendering e più date, più prospettive realizzabili di fine cantiere, altrimenti la gente si sente presa in giro. A prescindere da chi governa, sia a destra, a sinistra, centrodestra o centrosinistra, quando i cittadini si sentono presi in giro vuol dire che la politica non ha fatto bene il suo lavoro. Di nuovo da Gianluca Paladini, prima della pausa pubblicitaria, perché in compagnia del responsabile dell'ANSA De Filippo. Buongiorno. Esattamente, siamo con Francesco De Filippo, responsabile dell'ANSA, ma prima di cedergli la parola faccio una battuta. Sentivo che parlavate della galleria, immagino fosse la galleria di Piazza Foraggi, no? Sì. Altro caso che tiene Trieste con il fiato sospeso, diciamo, quindi insomma sentivo i vostri discorsi da qui. Vediamo di capire un attimo con Francesco De Filippo, visto che siamo tutti qua praticamente, cioè Trieste, il giornalismo triestino è qui e insieme anche alle troupe televisive delle trasmissioni nazionali. È davvero il caso che tiene sospesa l'Italia in questo momento, perché da quando è iniziata questa vicenda non abbiamo fatto altro che parlare di questo a ripetizione, ovviamente. Direi che è un caso che sicuramente incuriosisce l'Italia, è un caso che per tutta una serie di coincidenze, perché in alcuni momenti della storia del Paese ci sono state poche notizie da un punto di vista di cronaca e forse poche anche da un punto di vista politico, allora incredibilmente questo caso è entrato a gamba tesa nella storia e nella quotidianità dell'Italia e per le sue caratteristiche direi decisamente singolari ha attratto la curiosità e l'interesse di tanti italiani. Speriamo finalmente che si giunga una svolta, non so se arriverà oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari, ma insomma se non sarà oggi sarà domani o dopodomani al massimo, si sentiranno le parti e poi finalmente decideranno se archiviare questo caso, forse in maniera definitiva, a meno che non diventi un cold case tra qualche anno, oppure se chiedere ulteriori approfondimenti, ulteriori indagini, magari su alcuni aspetti specifici della vicenda che sembrano essere poco chiari. Il gran lavoro che è stato fatto da tutti i giornalisti in questo anno e mezzo, anche dall'ANSA stessa, perché bisogna stare attenti a tutte le dichiarazioni che dai protagonisti della vicenda, che sono tanti, venivano rilasciate, quindi anche seguire varie trasmissioni oppure appunto non perdersi appuntamenti come questi, quindi da questo punto di vista il carico di lavoro è stato anche importante. È stato notevole, sì, notevole, e devo dire, credo che forse ad esclusione di qualche piccolo episodio, di qualche piccolo esempio, poi la stampa si sia comportata in maniera
abbastanza corretta in questa vicenda, rispettando le parti, insomma forse qualche protagonismo, ma insomma il caso è quanto mai complicato, devo dire, insomma ci sono secondo me alcuni aspetti che ancora dovrebbero essere chiariti, ma c'è stato anche un grande impegno da parte della Procura e da parte della Polizia, insomma sono stati esperiti vari tentativi, sono stati fatti tanti esami, insomma è un caso notevole. Ed è notevole perché incredibilmente, nonostante tutto questo, poi sembra sempre che il bilancio sia pari, no? I due piatti della bilancia in qualche modo si fermano alla stessa altezza. Probabilmente, speriamo, il GIP riuscirà a dare quel grammo in più a uno dei due piatti, di modo che uno prevalga sull'altro. Grazie a Francesco De Filippo, responsabile ANSA regionale, e buon lavoro anche a te. Buon lavoro, grazie. Grazie Bernardo. Dal Tribunale per il momento è tutto, ti cedo la linea e noi ovviamente rimarremo qui fino alla fine. A te Bernardo. Noi invece dobbiamo andare in pubblicità. Comunque i telespettatori su questo tema della Sacher hanno continuato a scrivere al TIN. È giusto che i prezzi siano liberi, ci sono vari locali con prezzi inavvicinabili, ma quello che trovo disdicevole è la dichiarazione del sindaco che denota ignoranza e supponenza. Un po' di empatia con i cittadini che pagano le tasse non guasterebbe, scrive una telespettatrice. Ancora su questo, Trieste città turistica, domenica tutto chiuso, aperti solo cinesi e supermercati. Anche su quello è più un processo culturale che altro, dopo potremo magari delineare qualche dettaglio. Ci vediamo tra poco. Sempre con il corridoio del Tribunale in questa mattinata di Sveglia Trieste, ma con in studio Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco. Sono tante le mail Altin su questo argomento turistico e Sacher. Sacher ha conquistato tutti nel bene e nel male. Buongiorno, Sacher a 9 euro a fetta, se uno non arriva a fine mese ha ben altro a cui pensare. A parte il fatto che la torta in questione la puoi gustare anche in altre pasticcerie, esiste la legge del mercato. Se i potenziali clienti riterranno il prezzo esoso, la pasticceria chiuderà a causa delle poche vendite. Ma al momento la chiusura è avvenuta per fine scorte del suddetto dolce. PS, riflessione personale, anche potendo permettermi il dolce, per principio non spenderei tale somma. Grazie dell'attenzione, scrive Piero. Diciamo che la legge del mercato, poi, come diceva prima lei Altin, se loro hanno fatto questo prezzo, evidentemente sanno che ci stanno dentro, o che se avranno un calo comunque ci staranno dentro lo stesso. Ma avranno fatto una ricerca di mercato, avranno fatto una verifica, avranno fatto, come si fa in questi casi, un business plan, e avranno visto che, come dire, c'è del mercato e che quel prezzo è sostenibile, che la gente va e compra una fetta di torta a 9 euro. Ma ripeto, come dire, qua non si vuole puntare il dito contro un imprenditore che legittimamente fa i prezzi che ritiene, ed è giusto che sia così. Il tutto è nato un po' dalla battuta improvvida del sindaco che, volendo scherzare, forse non ha considerato che non proprio che 9 euro per una fetta di torta non sono proprio alla portata di tutti, non è un prezzo alla portata di tutti, ecco. Questo è il motivo per cui è nata la polemica. Poi ovviamente se vogliono vendere, poi se una fetta costa 8,90 € non so quanto può costare una torta. No, non so. Dipende, prezzo al chilo. La Sacher non è un farmaco salvavita, dunque mi prendo un buon Presnitz. Saluti Gigi. Vabbè, siamo a questo, ovviamente, no? Vabbè, io preferisco la pinza, ma ognuno ha le sue. Le leggo questa mail. Buongiorno, volevo chiedere a Tele4 se c'è un'altra data per la riapertura della galleria di Piazza Foraggi e una data per la messa in funzione del tram di Opicina. Trieste e triestini stanno aspettando da troppo tempo, grazie e buon lavoro. Non ce l'ho la data, abbia pazienza, non so il nome una data, del telespettatore. Avessi la data gliela direi veramente, però. Se avessi le date giuste potresti giocare a Superenalotto, no? Sì, perché, probabile, sì. Ma la galleria mi pare che l'ultima data fosse il 15 giugno, giusto? Sì. Mi pare l'ultima data disponibile. E sul tram non abbiamo avuto aggiornamenti, però sappiamo che ci sono stati dei controlli. Sì, esatto. E sappiamo perché alcuni cittadini ci hanno trasmesso delle immagini fotografiche che poco dopo questi controlli c'erano degli operai che stavano facendo degli interventi sulla linea, per cui evidentemente magari il comune non
non ha diramato delle comunicazioni ufficiali, ma qualcosa evidentemente ancora da mettere a posto c'è. Anzi, l'occasione, visto che c'è questa segnalazione, potremmo fare una bella domanda di attualità in Consiglio Comunale la prossima settimana, così magari abbiamo un aggiornamento anche da questo punto di vista. La prossima settimana, dice lei, perché il Consiglio Comunale potrebbe ritrovarsi la prossima settimana e sarà l'occasione, come dicevamo prima, per richiedere questo consiglio straordinario o specifico sul tema della fiera? Allora, il Consiglio Comunale non si terrà oggi, no. Solitamente si tiene di lunedì. Oggi il Consiglio non ci sarà, è ragionevole ipotizzare che la prossima seduta si terrà il giorno 12. E per quanto riguarda la richiesta può essere depositata a prescindere dalle sedute, vanno raccolte le firme necessarie e penso che se non è già stata consegnata verrà consegnata a brevissimo, insomma. Sempre sulla questione del turismo, lei diceva giustamente anche prima, ogni punto di posteggio attira, e lo si vede con Park San Giusto, attira le auto a frequentare quella zona. È la stessa perplessità che almeno io ho sentito da parte di Adesso Trieste, e chiedo se lei è di questo avviso su quello che può essere il progetto del parcheggio interrato davanti alla Marittima, cioè sgravi sì le rive dai posti superficie, perché poi quando arrivano le navi non si può più neanche parcheggiare, però catalizzi tutti lì, cioè crei la fila nella carreggiata per entrare nella stazione marittima. E questa è la perplessità maggiore? Sì. A parte che un cantiere sotto le rive, adesso io non vorrei fare l'uccello del malaugurio, perché si sa che certe volte a chi è in opposizione si dice che sa solo criticare, ma santa pazienza, guardiamo anche a quello che abbiamo davanti. E quindi dico, un cantiere che inizia sotto le rive, io non oso immaginare, dopo quello che è successo nel tentativo di svuotare il canale di Ponte Rosso, dopo quello che è successo sulla galleria, sul tram, signori, come direbbe il nostro sindaco, adesso immaginare che... C'è stato Italy che ha fatto la stessa cosa, quindi insomma, ed è a 1 metro di distanza. Sì, però... Quanto tempo, però lì c'è stato privato, sì, che è intervenuto. Dal magazzino vini ad Italy quanto tempo è passato? Allora io dico, se questo progetto viene avviato, innanzitutto dobbiamo fare i conti con un progetto di lunga durata, perché non è che in qualche mese saranno in grado di costruire un parcheggio interrato arginando il mare. E poi le persone verranno spinte, ma è quello che farei anch'io, perché chiunque con un po' di pigrizia come me arriverebbe a parcheggiare il più vicino possibile al centro. Allora, come dire, risolviamo il problema per averne poi un altro, perché mi pare che il numero di parcheggi che si prevede possa essere inserito in quella struttura non sarebbe comunque sufficiente a risolvere del tutto il problema parcheggi, e quindi di nuovo andiamo ad intasare le rive. Secondo me le rive andrebbero alleggerite, prego. Le rive andrebbero alleggerite. Se tu crei un ulteriore parcheggio interrato sulle rive, fai sì che le persone confluiscono ancora di più a quel punto. Senta, questa statua della HAC? Ma sulla dice statua un della busto, HAC... dice il sindaco, un busto dentro la scuola. Allora, un busto dentro una delle scuole, perché l'istituto comprensivo racchiude più scuole, quindi sì, diciamo una scuola può essere una o un'altra. Un busto dedicato a Margherita Hack in una delle scuole dell'istituto comprensivo che prende il nome Margherita Hack può essere la via che accontenta tutti? No. No, perché? No. Ma perché su questa vicenda, Bernardo, è stata fatta un po' di propaganda? Di propaganda politica, nel senso che la consigliera Pucci oggettivamente aveva presentato questa mozione per fare una statua, come c'è quella di Svevo, di D'Annunzio, di Joyce, sì, Saba. Di farne una per la Margherita Hack. Mi sembra assolutamente una bella idea, ma come dire, la pensano tutti così, salvo anche poi Ressel. In aula... C'è anche Ressel, non dimentichiamo. Ecco, c'è anche Ressel con l'elica, nonostante il sindaco in un'altra trasmissione avesse detto che dovevano fare una statua, ma già la statua c'era, Ressel. Ma ad ogni modo, in realtà più o meno tutti sono d'accordo su questa statua, ma siccome è un'iniziativa di un esponente dell'opposizione, come dire, non può essere... Non sa da fare. E cos'è successo? Perché questi sono i fatti, quello che è successo veramente. In aula, siccome si andava ad una discussione e si andava in contrapposizione sulla questione, c'è stato un intervento forse di Polacco, se non vado errato,
il quale ha detto: ma perché appunto non facciamo contenti tutti e mettiamo un busto di Margherita Hack lì nell'istituto comprensivo? Quindi è un'idea che è nata successivamente alla proposta della statua. Io credo che alla fine si farà la statua, ma non adesso. Come mai questo piglio di ottimismo? Ma perché tra un po' ce ne dimenticheremo, ci sarà qualcun altro della maggioranza che la proporrà e a quel punto... Ha già sentore che qualcuno la vuole proporre? No, sarà così. L'altro giorno infiltrazioni telefoniche del Consiglio Comunale. Ma perché è una cosa giusta, è una cosa giusta perché è una figura meritevole di prestigio internazionale e poi perché lo stesso sindaco ha detto che la statua avrebbe voluto farla. Il sindaco ha parlato, se non vado errato, di Trieste città delle statue, quindi la presenza di queste sculture ha anche un valore turistico perché le persone girano per la città cercandole, fotografandosi insieme e anche sono un segno per quel luogo. Penso a chi abita, io sto nella zona vicino a San Giusto, io penso per chi abita in zona ex osservatorio, come dire, e vedeva Margherita Hack nella sua quotidianità ritrovarsi con la statua della scienziata a ricordo del suo intervento, del suo percorso scientifico, ma anche della sua umanità. Io penso sia qualcosa di positivo. Prima o poi qualcuno si dimenticherà che era una mozione dell'opposizione e tornerà fuori, io mi auguro, ecco. E lei dove la collocherebbe questa statua? Dovesse scegliere? Dovesse proporre, insomma, ecco. Io la metterei a San Giusto, vicino all'osservatorio astronomico. Perché San Giusto è una zona dove c'è un afflusso di turisti importante, ma dove gli investimenti per il turismo sono scarsi. Se uno pensa per dire a Piazza Vico, dove fino a qualche anno fa abitavo, Piazza Vico è una piazza alberata, oso dire abbandonata a se stessa, con transenne abbandonate in tombini malconci, con un verde estremamente poco curato, con l'impianto di irrigazione che ormai non funziona più, un punto assolutamente trascurato nel cuore del colle storico della città. Quindi per questo dico che quando si parla di Trieste città turistica bisognerebbe avere un approccio proattivo e non solamente bearsi che arriva quello della Sacra a vendere le fette a 9 euro. C'è altro da fare per far sì che Trieste sia una città turistica e mi pare che non lo si stia facendo, oppure non lo si stia facendo con una visione un po' a lungo termine. E sui negozi chiusi? Come diceva la mail prima della pubblicità? Sui negozi chiusi, Trieste porta con sé una cultura di una città che non è una città turistica, una città che nei giorni festivi i suoi esercizi li chiude, ma anche qui sta nella facoltà del commerciante scegliere se tenere aperto o chiuso un esercizio, così come sta nelle facoltà del negozio Sacra vendere una torta a 8,90 euro. Quindi se evidentemente riescono a sostenere i ritmi della propria attività, nonostante buon flusso turistico che potrebbe portare ulteriore incremento con il negozio chiuso la domenica, vuol dire che va bene così. Vuol dire che i negozianti, i commercianti evidentemente gestiscono la loro attività al meglio e questo è evidentemente il modo in cui ritengono di farlo. Non mi sento di criticare né questo nemmeno l'imprenditore che vende la fetta di torta a 9 euro. Certo è che, come si diceva in altre occasioni, se la città deve essere una città turistica c'è un cambio culturale che va fatto, perché i turisti vogliono godere della città nei giorni festivi, pertanto una risposta evidentemente bisognerà darla, ma non è l'amministrazione certamente che può spingere in un senso o nell'altro. Trieste città delle statue, lei ci crede? Ma allora... Oppure più... Ma è un elemento residuale, nel senso che oppure più un elemento di corredo. È un elemento di corredo, è certamente un elemento di corredo, però piaccia o non piaccia, se uno gira per città... alla fine le foto le fa. Ma il Tallero è uno degli esempi. Vede che i turisti apprezzano questo tipo di interazioni. Francamente il Tallero non incontra il mio gusto, ma le statue di altri cittadini illustri, ospiti illustri della città,
secondo me richiamano anche ad alcuni elementi della storia, della letteratura che riguardano la città, quindi hanno un valore che va al di là della statua o del valore estetico della statua, è evidente. A me avrebbe piaciuto fare la foto vicino alla statua di Batman a Leicester Square a Londra, il problema è che è posta alla cima del palazzo Odeon, tipo di qualcosa come 16 piani, quindi non mi è stato possibile, però era interessante. Ma io non vorrei deluderla. Ovviamente è una battuta. Non vorrei deludere la Gulotta, ma non penso ci sarà una statua di Batman a breve. Beh, però. Nel senso che ne facciamo tante. Sognare non costa nulla. Nel senso che ne facciamo di statue, ma ecco, forse quella di Batman non lo so. No, ovviamente, stavo scherzando. Allora, torniamo da Gianluca Paladin, che è sempre nei corridoi del Tribunale, in attesa poi di quella che sarà la decisione che prenderà oggi il giudice delle indagini preliminari Luigi Dainotti. Gianluca. Esatto Bernardo, potrebbero decidere, o meglio, potrebbero uscire in qualsiasi momento. Dentro ci sono gli avvocati Nicodemo Gentile e Federica Obizzi che seguono rispettivamente, dell'associazione Penelope, che seguono rispettivamente Sergio Resinovic e Veronica Resinovic la figlia, mentre c'è anche l'avvocato Paolo Bevilacqua che invece è il consulente di Sebastiano Visintin, che non è invece presente qui. In questo momento il giudice starà sicuramente ascoltando le parti che porteranno alla sua visione tutto il materiale raccolto e con la richiesta di continuare le indagini. Non sappiamo ovviamente su cosa si concentrano le parti in questione per riuscire a dare input al giudice per le indagini preliminari di continuare con l'indagine, ma comunque potrebbero essere le analisi sui vestiti, per esempio, che indossava Liliana il giorno in cui è stata trovata cadavere all'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni nella Boscaglia, oppure potrebbero essere ulteriori analisi su quei famosi sacchi neri dove non sono state trovate impronte di Liliana stessa, quindi chi è che l'ha messa in quei sacchi neri. Insomma, sono tutte valutazioni che vengono discusse nella stanza 290 del secondo piano del Tribunale di Trieste davanti al GIP Luigi Dainotti, che potrebbe però scegliere anche di rispettare la richiesta della Procura, cioè archiviare il caso, chiudere il caso Resinovic, che ormai va avanti da moltissimo tempo, meglio, le indagini sono proseguite davvero per molto tempo, la squadra mobile ha analizzato di tutto, abbiamo visto i fascicoli, non è stato lasciato nulla al caso. Certo è che però, come abbiamo prima ricordato anche grazie alle interviste fatte con i nostri colleghi, è chiaro che la Procura si occupa di verificare tramite l'esame autoptico e ovviamente tutti gli altri accertamenti della scientifica che nessuno abbia avuto parte a questa situazione, quindi che Liliana non sia stata uccisa. Poi tutto il resto sono valutazioni che non spetta alla Procura, o meglio, sono proprio queste le valutazioni invece sulle quali si concentrano i medici di fiducia nominati da chi assiste i familiari, che hanno ovviamente avviato delle perizie loro per verificare oltre ogni ragionevole dubbio che effettivamente nessuno abbia avuto parte alla morte della 63enne Liliana Resinovic. Ma questi finora rimangono discorsi, Bernardo, perché sapremo tutto o fra pochi minuti se davvero il GIP Dainotti può aver preso già oggi la decisione, ma in realtà deve anche scrivere le motivazioni, quindi con tutta probabilità ci daremo appuntamento nei prossimi giorni per capire la decisione, se archiviare il caso Liliana Resinovic o se invece proseguire con le indagini. Per il momento è tutto e noi attendiamo che i protagonisti di questa vicenda, o meglio gli avvocati che seguono i familiari della donna, ci raccontino appunto come è andata. Bernardo, ti restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin. Guido Indri oggi dall'esterno e poi l'interno del Tribunale di Trieste. Altin, le chiedo un commento su un articolo di oggi del Piccolo. Il Comitato Ponte Rosso rialza la voce contro le manifestazioni vicino al canale. Parlavamo del Tallaro, siamo proprio lì. Ci sono oggi ancora gli stand della manifestazione che ha avuto luogo in Ponte Rosso questo periodo. I residenti però chiedono un'altra location, perché fra generatori di energia, fra rumori, schiamazzi, odori, dicono qua non è un mercato a cielo aperto sempre. Ma sì, io tra l'altro ho incontrato anche un po' di tempo fa uno dei rappresentanti del comitato che mi ha un po' raccontato qual è la loro situazione.
loro non dicono non fate niente, lasciate la piazza sempre vuota, loro ci stanno dicendo guardate, capiamo che questa piazza è un'ottima location per tutta una serie di iniziative, ma rendetevi conto che noi anche qui ci dobbiamo vivere ed abitare, hanno ragione, cioè va bene occupare la piazza ma per iniziative che siano effettivamente meritevoli e che, come dire, tutelino anche chi ci abita, ma soprattutto che, dicevo prima, siano meritevoli. Non può essere una piazza della porchetta continua, quella piazza lì, perché non è la sua vocazione, perché non ha nessun senso e non si colloca in nessun percorso, e perché fa un danno alle persone che vivono lì e che la notte non dormono o che sono continuamente infastidite dagli schiamazzi. La soluzione quale può essere? La Quindi soluzione è limitare gli eventi? Un'altra location, limitare gli eventi, fissare un tipo di orario prestabilito per le attività, effettuare dei controlli di rilevamento acustico a tutela di chi li vive. Insomma, gli interventi ci possono essere anche maggiori controlli. Diversi, ma ripeto, la richiesta di questo comitato è una richiesta assolutamente ragionevole, cioè quella di non esagerare nelle iniziative in quella location lì. Penso debbano essere ascoltati. Noi abbiamo chiuso praticamente questa diretta mattutina di Sveglia Trieste. Voleva dire qualcosa sulla cabinovia, visto che è un evergreen, oppure lasciamo stare? Ma no, dai, oggi niente cabinovia. Oggi niente cabinovia. Aspettiamo, diciamo, gli sviluppi che sono dettati per chi è contrario da parte del ricorso, invece per chi aspetta un po' i passaggi di iter della stessa cabinovia, quello che sarà il tavolo tecnico, la conferenza dei servizi che si riaggiornerà a breve. Grazie a Paolo Altini, capogruppo della lista Russo.Franco in Consiglio Comunale, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda Sveglia Trieste. Come avete visto durante la mattinata eravamo in collegamento con il Tribunale, quindi tutti gli sviluppi circa la decisione del GIP per il caso Resinovic poi sarà fornita nelle edizioni del nostro telegiornale. A voi tutti una buona giornata.